prendere impegni. Segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. Lineelecco.it. Bocca c'è, Ranieri no. Eccoci qua, buona domenica a tutti con gli ultimi aggiustamenti in questa formazione del Novara. Siamo collegati per Novara Lecco evidentemente con le immagini che iniziano ad arrivarci dal Silvio Piola qui nei nostri studi di LCN Stadio. Buon pomeriggio a tutti, ciao Stefano Menegatti, ciao Ste. Ciao, buon pomeriggio. Che torna a farci compagnia per raccontare questa partita. C'è subito Matteo Bonaccina dal Piola, ciao Matteo. Ciao, ciao. Eccoti, tutto bene, vediamo un bel sole arrivare lì da Novara. Credo che le condizioni siano ideali per giocare, Matteo. Fa caldo. Una partita importante perché è contro una formazione che ambisce palesemente alla vittoria del campionato. Matteo, il Lecco vuole continuare la striscia iniziata con mister Foschi. Sì, assolutamente. Diciamo che Cemoli un po' ha fatto ruotare i giocatori a sua disposizione. Difficilmente possiamo parlare di turnover quando si parla di determinati elementi, però sì, un po' di rotazione l'ha fatta. Assolutamente, intanto sposto un attimo la cuffia, abbiamo avuto un piccolo ritorno. Assolutamente, formazione molto importante quella del Novara. Per quanto riguarda invece le scelte di Foschi, abbastanza obbligate. Pensavo che prenda il posto dello squalificato Eusepi, per il resto fiducia a quelli che hanno giocato le ultime partite più Buso. Sì, manca Magni che diciamo una defezione di cui non si era a conoscenza, era convocato regolarmente via dicendo. Bene o male su tutti i convocati, tra l'altro, a parte quelli che si sapeva sarebbero stati infortunati. È un'assenza molto importante, comunque lui esita anche tanto dal punto di vista fisico. Assolutamente, anche perché può essere poi a partita in corso, visto che non c'è Eusepi, lo sarebbe stato un'alternativa molto importante. Che partita ti aspetti? Lecco farà un po' una partita di attesa, Matteo? Anche se magari non ha Abuso che però può garantire degli strappi, quello sì. Sì, però io mi aspetto un Lecco d'attesa, onestamente magari sbaglieremo su tutta la linea, però obiettivamente ci sta che il Lecco anche approcci questa gara con la consapevolezza di aver di fronte una squadra più forte. Sono curioso di vedere dal primo minuto i Galli, una gara vera, non che quella con la Juve non lo sia stata, però chiaramente il campionato contro un avversario più strutturato è un altro paio di maniche. Assolutamente. Va bene Teo, ti lasciamo per la partita, poi come al solito la racconterai anche attraverso l'occhio della tua macchina fotografica, poi stasera su LCN Sport tutti i contenuti. Ci sentiamo al termine dei primi 45 minuti. Certo, tanto ve lo segnalo, un bel abbraccio tra Locatelli e Pavesi, che sono i due preparatori e portieri. Locatelli è tornato a Lecco e Pavesi l'aveva sostituito il secondo anno di Gaburro, poi venne esonerato, una maialata possiamo dirlo se volete. Vabbè, okay. In quell'anno lì, però va bene, nota di colore. Nota di colore, allora grazie Matteo anche naturalmente per questi aneddoti, per questi dettagli. Ci sentiamo più tardi. Ciao. Buon lavoro, ciao Matteo. Ciao. E dunque naturalmente Teo che conosce bene tutti staff di oggi, di ieri, quindi sui campi della Serie C. Abbastanza, diciamo, toccato dalla situazione portieri, lui sì, ex portiere di ruolo. Le formazioni velocemente di questa partita, mentre non sono ancora entrate le squadre, stanno alla spicciolata, le panchine stanno andando abbastanza a rilento le operazioni, siamo già a 2 minuti dall'inizio. Sì. Allora, arbitra il signor Andrea Bordin della sezione di Bassano del Grappa, che sarà coadiuvato dai due assistenti Giovanni Dell'Orco,
dell'Orco di Policoro, e Cirilli Marco di Latina, quarto uomo Marco Giordano della sezione di Matera. Entrano in questo momento dal tunnel, spuntano dal tunnel del Piola le due formazioni. Novara che propone due ex, sono subito i primi due della distinta, anche se magari adesso leggiamo la formazione di Novara in ordine di schieramento. Pissardo in porta, naturalmente ex blu celeste, difesa a 4 con Ciancio, Benaluan, Carillo e Gonsalves. Calcagno dovrebbe agire davanti alla difesa al posto di Raineri, che non è nella formazione titolare. Masini e Rocca le due mezzali, dunque anche Patrizio Masini ex di giornata. Davanti un trio di tutto il rispetto, Bortolussi punta centrale con Gonzales, che ormai milita nel Novara da una vita, e Galuppini, lo ricorderete lo scorso anno a segno per la prima metà di campionato ogni domenica praticamente con il Renate. Lecco che invece schiera la formazione di fatto tipo, manca Eusebio, avrete saputo anche leggendo gli articoli proprio di Matteo Bonaccina su LCN Sport in settimana, la squalifica purtroppo per 6 mesi di Eusebio. Lecco che deve dunque fare a meno del suo centravanti titolare. C'è Pinzauti che farà coppia oggi con Buso, dunque una chance per Nicolo Buso dall'inizio della partita. Melgrati in porta, difesa a 3 presumibilmente ancora con Zeliak e Ricci e Battistini centrale, e i Zambataro e Giudici come sempre agiranno sugli esterni. In mezzo al campo invece abbiamo Girelli con Zuccon e Galli dal primo minuto. Sì, come diceva giustamente Matteo, c'è curiosità anche per Giorgio Galli che ritrova la maglia da titolare. Se tu ti aspetti un Novara che vorrà riscattare il 3-1 subito settimana scorsa con l'Albino Leffe, evidentemente. Beh, il tridente pesante quello fa pensare. Poi Masini lo conosciamo a centrocampo, non è uno che si trattiene nelle incursioni offensive, e insomma la squadra di tutto rispetto. Ecco che vedremo se avrà subito anche il contraccolpo psicologico, se possiamo così dire, di perdere il giocatore più importante di tutta la rosa, sì. Non per una situazione di squalifica o altro, ma esterna al campo, quindi un po' da gestire la situazione, e quindi magari, come diceva Matteo, tenderemo magari ad aspettare un attimino la squadra avversaria. Tra l'altro in difesa hanno anche oltre a Gonzales, giocatore anche lui di categoria decisamente superiore, gente che ha fatto la Serie A per anni, non per pochi spezzoni, e quindi vedremo soprattutto Buso e Pinzauti come coppia davanti, se riusciranno a dare un'impronta diversa al tipo di gioco loro riservato. Di solito con due punte centrali si va per le giocate laterali e i cross, anche se poi con i famosi esterni a piede invertito questa cosa l'abbiamo fatta sempre relativamente. Vedremo adesso. Intanto la partita è iniziata, primo pallone gestito da Novara ma fra le braccia già di Melgrati. Tra l'altro vedremo anche Pissardo e Masini con relativo piacere da ex, comunque sono nella squadra avversaria, però hanno sicuramente lasciato ottimi ricordi in blu celeste. Tanto saluto anche Giuseppe Mazzolini, ciao Beppe, che ci ha raggiunto in questo istante. Partita che è iniziata da 40 secondi. Per quanto riguarda le altre partite invece della ottava giornata di campionato nel girone A di Serie C, Arzignano, Valchiampo, Feral, Pissalò, tutte le 2:30 queste che vi sto dicendo. Juventus Next Gen Pro Sesto, Novara Lecco, San Giuliano City, Pergolettese, Triestina, Albino Leffe, tra i match invece delle 5:30, Padova, Virtus Verona, Pro Patria Trento, Pro Vercelli Piacenza, Renate Lanerossi Vicenza, stasera lunedì alle 20:30 il posticipo tra Mantova e Pordenone. Lecco che ora prova con Girelli vestito da Craia. Sì, infatti stavo per dire Craia invece Girelli. Abbiamo detto però Girelli che nelle scorse settimane ha fatto molto bene quando schierato da Foschi, dunque oggi sicuramente è uno dei giocatori su cui va a posarsi un po' la lente di ingrandimento, no? Uscito Benaluan su Buso intanto con il fallo, Giudici che dalla tre quarti il Giudici. Seguiamo la punizione, dopodiché iniziamo a fare qualche ragionamentino su questa partita e non solo. Detto che Giudici ieri era a Rigamonti Ceppi per la posa della targa dei 100 anni del nostro stadio, in qualità di capitano naturalmente. Un bel traguardo. Un bel traguardo, sì. Sicuramente storico.
parte la battuta, primo palo bassa, inutile. Non battuta benissimo. Non battuta benissimo. Si vede battuta tesa sul secondo palo. Coinvolgo subito Beppe. Intelligente qui Enrici a non far partire il contropiede. Beppe, ti sta piacendo questo Lecco di Foschi? Sì, molto, molto. Io francamente ero dubitoso sull'arrivo del nuovo allenatore, però vedo che insomma la sua mano è stata importante, i risultati lo dicono chiaramente, e anche adesso in questi primi minuti di gioco è un Lecco molto attento, aggressivo sugli avversari e non lascia giocare. Io, attenzione, cross in area ribattuto, messo fuori Girelli, vediamo se riesce a tenere il pallone col fisico, mentre c'è un terremoto. Questo è fallo però tutta la vita, insomma, viene tirato giù dalla maglia. Probabilmente anche l'arbitro ha risentito del terremoto, le telecamere di Leven hanno ballato non poco. Però Lecco arrembante ancora. Zambataro sulla destra scende, guadagna. Sì. angolo. Calcio d'angolo, dai, è un bel inizio del Lecco. Molto bello, determinato, meglio Lecco sicuramente che Novara, perché le premesse erano una certa ansietà di questa trasferta, e un buon risultato sarebbe un viatico, soprattutto dal punto di vista morale, per tenere insomma nelle posizioni. Attenzione, la battuta corta, il cross altissimo. Crossaccio. Vediamo Enrici, prova a tenerla viva, Giudici in qualche maniera con una giocata un po' così. Mano netta del difensore al centro dell'area, non fischia nessuno. Qui giocata fantoziana quella di Giudici, perché palla che arriva dall'alto, la colpisce, la sbuccia un po', la palla rimbalza, supera l'avversario con questa. Giudice è abile in quantomeno ad aggirarlo, poi dopo non riesce a calciare, una volta che poi calcia trova un muro di fronte. Si è sembrato un braccio aderente al corpo del difensore. Nessuno ha protestato. Zambataro, il cross. Sì, sul dischetto sarebbe stata un'azione bella ancora. Enrici arriva sempre primo sulle seconde palle. Che attacca dalla sinistra, il cross dentro, incespica il difensore del Novara, ne approfitta Zambataro che si infila dalla destra, ancora il cross, Benalouan riesce ad allontanare, poi Lecco che guadagna il fallo. Il Lecco in questa fase iniziale. Non c'è fallo, ancora uno sgambetto. Bordin ha dimenticato il fischietto negli spogliatoi. Tanto Lecco comunque che riesce a tenere palla con Zeliak, il cross dentro, secondo palo, c'è ancora Giudici, però ben controllato questa volta da Ciancio. Peccato che non ci sia Usipi in mezzo all'area oggi, c'è Pinzauti che può far valere comunque il fisico. Tanto Gonzales combatte con Girelli che riesce a mantenere il possesso del pallone, Galuppini lancio, entrano in area dalla sinistra, cross basso, intercetta. Non c'è un attimo di tregua, non c'è un attimo di tregua. Partita velocissima, molto aggressivo il Lecco. Ho contato non meno di 4 palle recuperate nella loro metacampo, con anticipi e aggressività. Ottimo inizio di partita del Lecco, che però deve stare attento poi a non prestare il fianco in queste ripartenze del Novara, che poi ha la qualità tecnica per arrivare facilmente nell'area bluceleste, come in questo caso, e c'è un calcio d'angolo davanti allo spicchio dei tifosi blucelesti, in curva. Massa di giocatori abbracciati sul dischetto del calcio di rigore, palla che sfila sul secondo palo, non arriva però l'intervento del Novara, poi c'è un calcio in alleggerimento sul fondo. Alleggerimento. Comunque sarei stato curioso di rivedere quella azione dubbia del fallo in area del Novara per vedere la ribattuta, insomma. Probabilmente petto, perché non ha contestato nessuno, però quello sì. Sì, però mi sarebbe appunto piaciuto rivedere l'azione. I nostri amici di Eleven non hanno mandato il replay, erano impegnati a stabilizzare le telecamere. Tanto il lato di fronte alla tribuna, il nostro lato distinti per come siamo abituati, un po' di pubblico c'è, è grande, quindi sono un po' sparpagliati, però bello ancora invece in tribuna. Buso addomestica un buon pallone. Matteo ci darà anche il dato sulla tre quarti, Giudici spostati sulla sinistra, bello il pallone per Buso che entra dalla sinistra, palla dentro, Pinzauti, poi ancora non è uscita. Non riesce Zuccon a intervenire sul pallone, cerca di allontanare Rocca. La prima vera occasione della partita è per il fallo su che azione. Gonzales, Buso, bellissimo l'assist di Giudici a Buso che entra in area dalla sinistra, poi dal fondo
palla dentro, Pinzauti, la palla viene ribattuta sul suo tentativo di intercetto sul primo palo dal difensore, la palla finisce al centro dell'area, ma a quel punto ancora di giocatori del Lecco non riescono a ribattere in rete. Comunque anch'io, Stefano, avevo pensato che la palla fosse uscita, ho detto invece non so come ha fatto a rientrare in campo, sbattesse contro i cartelloni. Esatto, Comunque, anch'io. Non so chi l'ha ributtata dentro. Se ci facessero rivedere qualche azione. Perché oggi di Eleven sono rimasti negli spogliatoi. Latitanti. Sì. Attenzione, adesso nella blu celeste tutto salvo. Messa. Riesce Battistini a salvare. Comunque, poi prima vera conclusione, se vogliamo, della partita, questa di Pinzauti sull'assist di Buso. Sì, bisogna capire se è stata effettivamente una conclusione o però bella l'azione di Buso, come hai rimarcato giustamente tu, Stefano. Beh, soprattutto Giudici ha fatto Sì, un assist spettacolare e Buso si è infilato con i tempi perfetti. Diciamo che Giudici ha ancora schierato la Foschi a sinistra col piede invertito, però oggi ha cominciato molto meglio delle altre volte la partita. Sì, oggi Più a suo agio. Subito attivo, davanti, adesso ancora ci E anche Buso, devo dire, no? Ha impattato bene la partita oggi. Molto. Sono 9 minuti, 8 minuti in questo momento e non dico solo Lecco, però sì. Io solo quella ripartenza del Novara che ha portato calcio d'angolo. Cioè, adesso cross darei un bel, già così sono solo 8 minuti, un bel 7 a tutta la squadra, perché uno degli avvii più convincenti di stagione, questo va sottolineato. Sicuramente. Ed è sicuramente una partita importante per alcuni giocatori, Buso su tutti a mio giudizio, che oggi si gioca una chance notevole per impressionare Foschi. Sì, al momento sta visto che potrebbe anche esserci un 6 mesi, almeno fino al mercato di gennaio, diciamo 3 mesi in cui potrebbe essere titolare, non lo so, punto di domanda. Può essere, sì, perché questo con Magni oggi con anche Magni fuori non si sa Certo. perché, come diceva Matteo, un problema per lui. Scapuzzi un po' indietro nelle gerarchie, Tordini ancora lontano ai dai box. radar. Non dovrebbe mancare molto in realtà, Tordini dovrebbe essere già in allenamento col gruppo, no? L'ho visto nella penultima partita in casa del Lecco, era lì in tribuna e qualcuno gli ha chiesto come andava e aveva risposto non manca molto, insomma. Dovrebbe tornare in gruppo a breve. Sì, Prima pausa di giornata intanto, 0-0. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Diciamo che le altre volte non è che... Rieccoci in studio, non è successo niente in questo minuto di pausa, ritmo un po' calato ora dopo un inizio veemente del Lecco che ha avuto una bella occasione con Pinzauti, che è andato a inserirsi a calciare in posizione ravvicinata trovando la deviazione di Pissardo direttamente, se non ricordo male, giusto? Oggi si è capito bene. Penso che Eleven prima dell'inizio della partita abbia messo l'evidenza, attenzione per effetti epilettici, flash, perché oggi veramente ha delle riprese che veramente stanno facendo vedere mal di mare. Sì, è stato un replay, niente, qualche azione si poteva rivedere, insomma. Ma proprio anche il movimento della telecamera. Se mi state ascoltando, mi raccomando, visto che questa mancanza di replay mi mette un po' di angoscia, la sintesi subito dopo la partita, mi raccomando, inviatela. Ma come fallo? C'è stato un intervento a metà campo, pensavo che fosse fallo per il Lecco, invece l'arbitro ha invertito la decisione. Tanto salutiamo Roby Panizza. Ciao Roby, buona domenica ragazzi, forza Lecco. Salutiamo tutte le decine di spettatori che ci stanno seguendo su YouTube in questo momento, più quelli che ci ascoltano su Lecco Channel via radio. Un buon Lecco nei primi 7-8 minuti, poi il ritmo è un po' calato. Novara che ha preso un po' campo ma con ritmi blandi, cerca di gestire un po' una partita, attenzione palla dentro, fa buona guardia ai Giudici che allontana, bravo anche in fase difensiva. Galupini però tiene viva l'azione dalla centro-destra,
cerca di saltare Girelli, poi alleggerisce la cross al centro, nulla di fatto, ancora però la palla per Masini che questa volta allarga, Ciancio che è salita in posizione di ala, si torna al centro, siamo sempre sulla tre quarti offensiva del Novara, Galuppini, cambio di gioco, trova Gonzalez a tenere, anzi a Rocca, si gira anche la conclusione è altissima. Parato la palla, è arrivata a Vercelli. Allora, no, bisogna ricordare anche agli operatori di leve che quando la palla si muove non è necessario comunque sempre ballare, no? Cioè, basta allargare leggermente, avere una prospettiva. No, Fausto, il mio regia, che salutiamo naturalmente, allargare un pochino e magari evitiamo lo tsunami. Comunque giudici tra i più positivi in questo inizio di partita. Un bel Lecco Masini, qui brutto fallo non sanzionato, Galuppini in area, palla ribattuta da Battistini, ai giudici che prontamente va a lamentarsi con Bordin che decisamente casalingo in questi primi minuti. Vorrei portare insomma male, però mi sembra una difesa del Lecco Arcigna attenta, puntuale. Non sono entrate palle in area al momento, no. Va detto anche che loro davanti insomma hanno tanta qualità. Rocca dalla destra per la battuta dell'angolo, Gonzalez, Galuppini che sembra ispirato tutti da fuori. Sembra il Galuppini versione Renate per adesso dello scorso anno e non versione su Tirol. Quando non l'ha stusciata neanche 14 gol in metà campionato è tipo 1, 2? Forse 2 o 1. Comunque Rocca parte dalla destra, il maresciallo al centro, Galuppini forse lo stesso Galuppini, poi palo dopo la forse Melgrati o anche palo, ma soprattutto Galuppini che poi ancora la palla è viva, attenzione, errore della retroguardia del Lecco con Zambatare e poi il fallo su Zeliak, Battistini. Clamoroso occasione Novara dall'angolo. Rocca è Galuppini che salva per il Lecco, poi c'è Melgrati sul palo, la mette sul palo e Carillo che era andato a calciare. Melgrati la mette sul palo e da lì poi la palla fortunatamente l'azione del Novara finisce, come si diceva una con volta. Qui c'è un fallo chiesto di mano a Zambataro che forse la colpisce. Il fallo di forse Zambataro la colpisce dopo averla toccata però col piede. Qui però Eleven ha fatto replay, secondo me. La palla adesso invece in avanti con il Lecco che prova a rialzare la testa. La tocca sulla Melgrati la palla? Secondo me la tocca Melgrati e la mette sul palo. Sì, la tocca. Però bella parata anche perché ha dovuto spingere veramente tanto con le gambe. Non sembrava così in ritardo. E qui c'è il fallo da munizione su Zuccon che invece va a richiamare soltanto l'arbitro. Il numero Zuccon aveva portato via palla benissimo al numero 29 Calcagni, mi pare a Calcagni, scusate, il 28. Calcagni lo atterra da dietro e niente da fare. Adesso c'è un altro fallo. Stavo dicendo sull'azione di poco fa, la grande occasione per il Novara. Melgrati non sembrava così in ritardo sul pallone, no? Invece poi ha dovuto perché ha dovuto spingere tanto con le gambe perché ha visto che la palla stava andando veramente distante e ha fatto un'ottima parata. Comunque è proprio vero che nel calcio a volte anche, attenzione, Zeliak, cross, anticipo di Kira Carillo, però l'Ecco che preme tanto sulla retroguardia del Novara. Giustamente bisogna fare molta attenzione, come con tutte le squadre che hanno una cifra tecnica alta come il Novara, dai calci piazzati. Lo si è visto in occasione dell'angolo di prima, possono sempre creare occasioni. Stavo dicendo che anche a volte i periodi, adesso un'azione di questo genere, magari tempo dietro l'anno scorso avremmo subito gol, avremmo subito gol, invece in questo caso un muro in palo, una cosa l'altra, insomma siamo usciti pur con affanno da questa azione tambureggiante. Zambataro, grande anticipo, il tempo, e Eleven si blocca, comunque palla recuperata. Quando si blocca Eleven, quando riprende la palla non è mai del Lecco, cioè matematico comunque. Ancora Zambataro, vediamo. No. Grande pressione sul numero 33 Gonzalez, gli concede il fallo laterale. Sta prendendo un po' campo però il Novara in questa fase. Però l'Ecco preme sulla tre quarti campo, non li fa ragionare. Ha lasciato un po' più il pallino, diciamo, nei piedi dei giocatori del Novara in questa fase l'Ecco rispetto bello il tocco di Enrici adesso in anticipo
non lascia spazio a Masini. Chi è Ricci? Che va a buttarla fuori, rimessa laterale, affidata a Galoppini. Vediamo ancora Masini attaccato da Bello, Giudici. Poi il rimpallo questa volta favorisce il Novara. Ancora il doppio sistematico dei Masini nella sua tipica azione si infila dalla destra. C'è però l'intervento di Zuccon forse. Zuccon che per adesso non si è visto tantissimo, Ah no, è Galli questo che ha intervenuto, infatti mi sembra stanno Zuccon, sì. Infatti no, Zuccon ancora non l'abbiamo perché laterale, sì, ok. Sì, perché Zuccon agisce là sulla centrodestra ed è Zambataro che attacca molto. Zuccon cerca di stare un po' più sulle sue. Adesso difende Pinzauti. Bravo Pinzauti qua ad andare a difendere il pallone, viene buttato a terra, calcio di punizione in fase difensiva per il Lecco. Ci prendiamo un piccolo break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Riconosce i tuoi attimi di relax e quelli in cui devi mettercela tutta. E se non ci sei, risparmia energia. È il climatizzatore che regola la temperatura in base a ciò che fai. Kireia, design italiano, tecnologia giapponese. 2R, gli specialisti nella vendita e installazione di condizionatori monosplit multisplit, via K Rossa 22 Lecco. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Tutti 0-0. Tutte 0-0 le partite, stavamo controllando anche sugli altri campi, ma che brutta apertura. Bravo, dai Zambataro che a campo, no? Pessimo cambio di gioco, Zambataro, la palla dentro, Benaluan col piedone ad allontanare. Adesso Benaluan molto attento su queste palle buttate dentro dall'esterno. Un giocatore da qui su un centro che passa presenza in Serie A. Adesso te lo dico, vado a controllare. Zuccon ci prova, perde palla, bravo in un primo momento, poi il palo favorisce la ripartenza del Novara. Girelli spende il fallo su e si piglia anche il giallo. Ai. Sapevo. Qui Boldin si ricorda il regolamento. Ma però non benissimo, perché allora Girelli giocherà condizionato in mezzo al campo dal giallo dopo soli 20 minuti. Ha fatto bene a spenderlo. Sì, quello sì, anche se in effetti mi aspettavo poi l'ammonizione. Beh, è identica alla 20 minuti, non da tempo. Esatto. Quindi, anzi, quella precedente forse era anche peggio, perché il giocatore aveva preso il pallone e proprio alla disperata aveva giocato non per riconquistare la sfera, quindi. Cioè, se non l'ha dato prima poteva anche non darlo adesso, insomma, non era proprio. Benaluan prima del Novara l'anno scorso alta, è stato fermo dei 30 e passa metri, allora, forse anche di più. No, qua manca sì, lui ha giocato per alcune annate, Fiorentina anche. Allora, inizi nel Saint-Étienne in Francia, poi arriva in Italia nel 2010 col Cesena, Parma, Atalanta, Leicester e mezza stagione alla Fiorentina, ma ancora all'Leicester dal 2016 al 2019 trovando pochissimo spazio, Nottingham Forest, poi Aris Salonicco e Novara quest'anno. 95, di poco, non ci è arrivato alle 100. In Serie A dici? Sì. No, però non so se Cesena, Parma e Fiorentina quegli anni, vediamo, però può essere perché Cesena un anno in via. Vabbè, comunque sì, diciamo, 2 anni in A ampiamente, 2 anni in A, e si poi è fatto un'ampia esperienza di A. Sì. Col Parma 2 anni in A, con l'Atalanta 2 anni in A, con la Fiorentina non ha mai giocato di fatto. Sì, però in Premier League anche con Leicester qualche partita l'ha giocata, Liga 1 con Saint-Étienne e Nottingham Forest invece in Championship, serie B inglese, e poi nella Super League, come si chiama quella greca? Non lo so. Super League SL. Sì, Super League di solito. Adesso il Novara che cerca di gestire, siamo nel 21esimo minuto, 0-0, parate di Melgrati, buona pressione bluceleste, diciamo. Un'occasione a testa, pareggio diciamo così, che ci sta ancora per entrambe le date, anche se poi effettivamente Novara ha un po' più l'impressione di poter arrivare al gol la data, Lecco con un'azione, quella di Pinzauti, mentre adesso Novara sta schiacciando il piede sull'acceleratore con Gonzalez, deviata. Calcagno ribattuto, poi Giudici, bravo Giudici, cerca di allontanare insieme a Buso, che però Buso bello lì a passare col fisico, fallo nera, su Calcagni. Sì. Tutte 0-0 intanto le altre. E bisogna capire che oggi questo Boldino non ci concede niente. No, per niente. Anzi, bisogna stare
veramente camminare sulle uova, come si dice. Sì, perché c'è stato un buon contrasto, poi Giudici aveva la palla per sfuggire in contropiede, ma quel contrasto secondo me non era per niente fallo. Fisicamente su Calcagni non può essere stato così impattante. E quindi ha attenzione. introdotto un possibile contropiede pericoloso per il Lecco. Invece la punizione della tre quarti, bella la palla dentro, colpo di testa, ma larghissimo, non ho visto chi era. Probabilmente hanno tutti e due o tre giocatori hanno avuto la possibilità di schiacciarla, ma essendo troppo sopra il pallone, quindi. Sì, brutto rinvio di Melgrati. Va detto che questa difficile considerarla una occasione, perché comunque sì, 23esimo, insomma. Bortolucci si lamenta di qualcosa, Bordin ne discute. Il Novara sta facendo valere, insomma, le sue qualità, sta premendo più del solito. Non ha schiacciato il Lecco nella propria metà campo, lo sta preoccupando, se possiamo così dire, con alcune azioni e la pressione, ma Lecco fino adesso resiste bene. Ci sono state un paio di folate dopo gli 8 minuti iniziali, tutto Lecco, però adesso insomma il baricentro del Lecco è arretrato sulla propria tre quarti campo, è molto attento. Potremmo osare un po' di più. Sì, a me sembra che stia anche un po' gestendo le forze Lecco in questa fase dopo bello. Sì, in cui ha recuperato la doppia giocata, molti palloni ora. Ma poi sbaglia. Questo è il giallo. Brutto Gonzalez su Zambataro, netto piede a martello su Zambataro, ma del giallo non se ne vedono. Ma qua sai che non so neanche se ha dato il fallo al Lecco. No, dai, è impossibile. Mamma mia, che brutto rosso diretto questo. Questo è da rosso. Questo è rosso diretto, perché ha proprio caricato il piede a martello sul piede di Zambataro, col pallone che era già passato. Ma invece sai che ha dato la rimessa questo laterale è rosso Novara? Diretto. Questo non ha dato neanche il fallo. fallo. Incredibile. No, ma questo è un È ribaltamento. i giocatori che non si lamentano. Sì. Ma questo è un ribaltamento. Neanche Zambataro stesso si è lamentato, adesso si è rialzato. Visto nelle riprese, hai visto proprio il giocatore che carica il piede e dà proprio la botta sul piede di Zambataro con la palla ormai bella andata. Adesso c'è un intervento di petto di Masini che intercetta, ma il Giudici torna sulla schiena. Fischia, metà campo. Fischia, ne nasce no, dai. Ma dai, Fischia il fallo, ce ne fa passare incredibile questo arbitro. Ha concretizzato il vantaggio Novara e poi ha fischiato su Giudici il fallo. Veramente non c'è una punizione. Quante ce ne date? Zero di punizione? Qualcuna sì. Bordin però... da Bassano del Grappa oggi diciamo casalinga ha avuto qualche grappino prima di entrare in campo. L'arbitraggio casalingo, non per così dire, come si diceva una volta. Battistini va via, palla al piede. C'è Buso davanti a lui, Zambataro alla sua destra. Battistini scende Zambataro. Subito da Buso, palla dentro, entra in area dalla destra, rientra sul mancetto. Nicola Buso, golasso di Buso, ottima gestione del contropiede del Lecco, letale contropiede del Lecco, e Buso va a esultare sulla panchina. La maglia per Eusepi, bello questo gesto dei compagni verso la tribuna, probabilmente dove è Eusepi, ma bellissima che gol. Rivediamo. Battistini prende palla davanti alla difesa e parte, palla al piede, lancia in resta, se ne va. Viene anche trattenuto per la maglia da Rocca. Battistini metà campo, apre le mani. Guarda che apertura, che subito al volo infila la difesa del Novara, poi Buso sulla corrente Benaluan rientra sul mancino e infila Pissardo. Tecnicamente gol veramente bellissimo come azione. Da manuale del contropiede. Questo qua manuale del contropiede. Conduzione di Battistini come fosse quasi un trequartista. Zambataro di prima il filtrante per Buso che è freddissimo e gelido proprio su Benaluan, a rientrare col mancino a infilare Pissardo. Buso ha fatto un gol eccezionale, ma anche Zambataro, il passaggio di Zambataro di prima intenzione in mezzo ai centrali della difesa del Novara che stavano correndo all'indietro. Adesso c'è quasi la sensazione che Lecco voglia andare ad affondare Giudici sul Girelli, non riesce a passare il passaggio. 3
tre Battistini, Zambataro e Buso. Tutto il campo praticamente con tre giocatori, tre passaggi, uno più bello dell'altro, e veramente Giudici lungolinea da servizio bello il pallone per Galli in posizione di ala dentro, Esepi, anzi da Buso ancora la Demi Volé non gli riesce, alta sopra traversa. Io ho avuto paura del fuorigioco perché ha inquadrato proprio i quadrati dietro. Invece probabilmente Benalouan era al centro. Esatto, non si vedeva perché c'era un campo talmente aperto, ho detto impossibile fuorigioco, e invece c'era perché lui ha infilato proprio il pallone Zambataro con tre uomini del Novara quasi in linea, lui è passato oltre, Buso si è infilato. Tre uomini e un gol, quello del Lecco che adesso è in vantaggio 1-0 su questo retropassaggio per Pissardo. Noi ci prendiamo un piccolo break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Stavamo dicendo, forse scusate, Fausto, mi sa che devi andare a fare dai, un po' di scuola, non fischiare, fischia invece, l'anticipo netto di Ricci sul pallone, fischiato il fallo. Fausto, devi andare a fare un po' di scuola di ripresa a questi signori. No, dicevamo che di solito cosa buona e giusta sarebbe avere un campo largo dove vedi anche un po', diciamo, il bello, che come si muovono le squadre, come sono schierate, e poi al limite quando magari la palla arriva in zona pericolosa stringi un po' l'inquadratura, ma non su un uomo. Ma ti stai anticipata, però Zambataro ancora in possesso, Zambataro pensa subito al servizio diretto, invece salta prima l'uomo, palla dentro, esce non bene mai a Zambataro. Carillo, poi ancora Zuccon, palla dentro, e Pissardo non trattiene ma raggiunge non ci arriva di il pallone. Un abuso sul rimpallo di Pissardo. Zuccon, che giocata. Lecco devastante in questa fase. Lecco deve insistere perché deve fare il secondo, non deve lasciare che il Novara si riprenda. Sì. Non fischiare ste cose, anticipo sul pallone, viene fischiato il fallo a Seliak. Loro sembra che abbiano subito un po' il contraccolpo e già il secondo tentativo di contropiede è andato a buon fine. E qui Pissardo ha fatto una piccola indecisione, ma poi è stato un gatto nel riagguantare il pallone perché Buso era lì. Su Zuccon dici sì, perché poi Buso era lì e Pissardo ha avuto proprio il balzo felino per riparare al suo leggero errore. Bravo Zuccon che è arrivato come un treno a recuperare quella palla. Ha fatto un ingresso in area spettacolare. Certo che con Foschi le mezzali si inseriscono come? Vabbè, ma poi ancora Girelli in anticipo, pinzout intelligente su Girelli che sale sulla sinistra, è un po' solo, cerca di saltare l'uomo, cerca di trainare, atterrato Girelli con rosso, Galoppini, solo giallo, era rosso questo, era rosso anche questo, perché entrava in area ed era chiara occasione da rete. No, questa è chiara occasione da rete, ragazzi. Perché c'è probabilmente perché c'è il compagno che va a chiudere dietro, la sfortuna è quella. Non ho visto chi era, se era... Ma grande Girelli comunque, che praticamente di forza, di potenza salta Galoppini che lo stende con uno sgambetto al limite dell'area. Ci faceva Galoppini di come ultimo? Perché era partito in contropiede secco Lecco e... Però io ti dico che da lì Giudici ha resistito bene alla carica del difensore. Proprio Lecco, gli è passato davanti di forza. Arrivano le foto di Matteo sul gol. Magari poi Fausto ci fa vedere qualcosa. Giudici, sei un po' vicino a sta siamo a 18 metri dalla porta, circa 19. 32esimo. Un 4 fuori dall'area. L'immagine barriera non sono 9 metri, 15. No, direi che sono 6 a malapena. Vediamo, c'è il buco, 3 in barriera anche del Lecco, oltre ai 4 schierati da Pissardo. Ce la fa a girare, andare sul palo corto. No, c'entra la barriera. Girelli, ma un
terra, aria. Guarda come si diceva una volta. Mamma mia. 2-0 Lecco. Bello che trovo qua la spalla sopra la traversa, invece ha tirato una sassata, ragazzi, paurosa. Bellissimo. Che gol di Girelli, Io me ne ricordo, avevo detto che vanno al tiro. Ma io mi ricordo Roberto Carlos che tirava queste cose. Allora Giudici trova la barriera, la palla rimpalla fuori dall'area, arriva Girelli che carica il destro, una mina che va a mezza altezza. Pissardo non può nulla, si arrabbia. Sembra quasi indeciso se andare coi pugni e Pissardo ha perso l'attimo perché ecco il padrone del campo, ragazzi, al collo pieno, mamma mia. Bene, sì, a mezza altezza. Dovevamo raddoppiare perché non potevamo lasciarli rientrare. Vediamo ora se Novara accusa il colpo o reagisce, staremo a vedere. Tanto 2-0 intanto con un Lecco che però 2-0 ma di qualità enorme, sì. Ragazzi, io non vedevo il Lecco giocare così bene da alcuni momenti dell'inizio dell'anno scorso avevamo visto tipo giocare Lecco così Padova. Bene forse. E poi vabbè i tempi di Gaburo, qualche bellissima partita, però diciamo è un gioco, quello che l'abbiamo detto settimana scorsa, che le prime partite il Lecco è stato messo ordinato da Foschi, ha messo un po' i giocatori come li vuole lui, perché non è come tutti li metterebbero, tipo i piedi invertiti di Zammato da Giudici, sì. Ma ha iniziato a mettere un po' le sue mosse. Poi da settimana scorsa abbiamo detto che è il Lecco che gioca in maniera moderna, Melgrati cross in mezzo, gioca in maniera moderna perché vanno molto ad aggredire alti, come fanno un po' il Milan o il Sassuolo, queste squadre che giocano veramente alte, o il sì, per andare all'estero poi ci sono esempi molto più alti, però ma poi con intelligenza, cioè un conto è stare attenzione con la Pinzauti, che andiamo a fargli anche perché poi ha giocatori intelligenti il Lecco, come ad esempio Pinzauti. Però che fa la differenza è anche condizione psicofisica, direi, perché arriviamo sempre primi, grande aggressività, e poi palla, e poi corrono in tanti, accompagnano in tanti. Soprattutto ha messo i giocatori in forma, perché Maldonado non ce la faceva, Galli, le mezzali, Girelli in forma lo faccio giocare, Zuccone in forma lo faccio giocare. Con queste due mezzali e Galli che è rientrato il centrocampo ha svoltato da così a così. Sì, Galli ha dato quel perno lì dietro fisso, per cui gli altri due possono un po' giostrarsela. Abbiamo dall'altra parte Masini e Girelli sta facendo Galli scusate, e tanto calcio d'angolo di Giudici, respinge coi pugni. Zuccon la tiene lì, fa partire un drop su quella arriva Pissardo. Ho avuto paura di perdere palla lì perché quasi poteva sistemarsela per cercare di calciare, e anche per similitudini fisiche. Zuccon, vediamo Melgrati limitissimo rischietto di Melgrati. Zuccone e Girelli sono un po' Masini e Craia dell'anno scorso, anche se poi l'anno scorso non avevano loro due invece il perno dietro, perché erano loro stessi due di dovevano fare tutto loro, invece adesso con Galli che può impostare un pochino i tempi quando necessario, tanto però passa dalle fasce e fa veramente da schermo la difesa, perché Maldonado mancava un pochettino anche in quello, visto che non era in condizione assolutamente. No, stavo dicendo prima che anche nel pressing non è, eccolo qua proprio Galli, è un pressing fatto bene, nel senso che uno può pressare alto, dice ma pressa alto, poi ti saltano e arrivano in difesa. Invece guarda, anche adesso toccano tutte le palle, loro non riescono a fare un passaggio pulito per riuscire ad uscire, gioco di parole, dalla loro metà campo. Cioè, i nostri sono proprio precisi nella pressing e sono su tutte le linee di palla, di passaggio. Dopo che tu l'hai un attimino detto non è proprio, si è infervorato oggi. Allora intanto qualche commento che i nostri amici da casa scrivono, qualche commento che ci scrivono da casa su YouTube. La qualità degli arbitri in questa categoria è speciale, insomma si fa un po' di ironia qua. Lorenzo Tasca, spingere, abbiamo spinto, Lorenzo hai visto, infatti è arrivato al raddoppio. Come mai non commentate dallo stadio di Novara? Molto semplicemente è 3 anni che commentiamo da studio, perché i regolamenti prevedono questo.
è molto più complicato per una questione di diritti commentari Ci dallo sono stadio. costi proibitivi. Non proibitivo assolutamente. Altro intercetto buono, Zuccon parte in verticale, spinto da Rocca, cartellino giallo. Cartellino giallo, adesso in difficoltà i giocatori del Novara costretti sempre al fallo. E adesso Bordin qui, sembra quasi come dire, hai chiamato tu il maresciallo. Bordin sembra quasi aver detto, io sullo 0-0 ve la tenevo anche, adesso cavoli vostri. Ragazzi, io adesso arbitro. Se voi non ci arrivate, io non è che posso. No, perché questo dell'ironia, ma si poteva questo come giallo ci manda le immagini, è giallo, ma lo è un po' meno di quello di prima rispetto a quello di prima. Come ha calciato Girelli, guardate come composto, fantastico. Qui Pissardo che non ci può arrivare. E la domanda forte di Girelli è: ma Tacchinari che l'aveva portato qua, perché non lo faceva giocare? Poi palla dentro, Buso liscia, Zambataro dietro, palla alta, peccato perché Buso era veramente solo dentro fosse un la palla, c'è stato un cross in mezzo, la palla è arrivata all'esterno a Zambataro che ha calciato al volo, aveva anche la possibilità di darla in mezzo. Su cui la difesa ha lisciato comunque. Ci prendiamo un piccolo break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo con 38 minuti. Scusa, siamo nel 39esimo minuto. Lecco padrone del campo, Novara che ha subito comunque il colpo, no? Ma già guarda, dopo il primo gol io l'ho detto, sono in difficoltà, li abbiamo si è alzata la marea blu celeste e loro hanno cercato di reggere, ma alla fine non c'è vero, li abbiamo colpiti un po' nel loro orgoglio, e infatti poi forse non si aspettavano questa qualità, nel momento in cui pensavano di poter riprendersi, la seconda azione nostra è arrivato subito questo stupendo secondo gol, e adesso francamente comunque chiaramente 2 gol così ammazzano qualsiasi squadra. C'è da dire che il Manchester City, ma quanto è cresciuto Zambataro? Sì. Cioè sulla fascia opposta forse l'assist l'ha fatto forse di destro. L'assist per il gol di destro l'ha fatto di Buso, dici? Sul gol di Buso, sì. Sì, secondo me di destro. E no, per dire che praticamente ormai è diventato ambidestro, perché dicevamo all'inizio di questi piedi invertiti forse giudici un po', forse non dico che è un po' sacrificato in tarda età, però diciamo per diventare ambidestro ormai lui ha altre qualità. Zambatore che è più giovane potrebbe guadagnarci molto. Guarda sul gol ti faccio come calcia Buso, compostezza. Ma Buso ha fatto un'azione, posso dirti che anche per la stazza tutto assomiglia un po' a Raspadori. Sì, forse è un po' più alto come... Sì, però diciamo come tipo di giocatore non è un trequartista, una seconda punta, un po' basso, però tosto. Comunque anche Raspadori adesso sta stupendo tantissimo. Con Novara che sta premendo in avanti, il Lecco non pensa un secondo, palla in tribuna per sbrogliare la situazione, pochi fronzoli via, poi tanta confidenza cosa del tempo del Lecco. E poi c'è da dire, ecco, adesso che lo vediamo 40esimo con Melgrati, il Lecco ha preso un bel po' di sicurezza là dentro, con tutto che ribadiamo di Stucchi ha fatto buone prestazioni, però Melgrati sta dando, si è preso una sicurezza al Lecco che... Diciamo che il parallelo è ovviamente impegnativo, però ricorda un po' la sicurezza che dava Pissardo negli ultimi 3 anni. Sì, e ti dico, non per essere ingrato, per carità, però Melgrati mi sembra anche un po' più fisicato di Pissardo, quello che ogni tanto sembrava un po' il suo difetto, però speriamo che ripeta gli anni di Pissardo, che è stato, l'abbiamo detto più riprese, il miglior portiere del Lecco degli ultimi 15 anni. Dopo Giuseppe Aprea viene Pissardo. Sì, anch'io insieme forse a Mazzoni, che ha avuto dei flash. Però rimase a Lecco 6 mesi.
Sì, però lo rimpiango. No. Gran portiere. Attenzione, Galoppini. Leader anche caratteriale, sì, se molto, vogliamo. Quindi molto. Bortolussi è costretto vedi come uscire. spazzano, pochi fronzoli ci riposizioniamo. Ma poi andiamo sempre prima sulle palle vaganti, sulle sì, seconde palle, sui rimpalli. Si è visto subito loro in difficoltà, tutti cioè. questi falli, anche perché non sono mai primi sul pallone. E poi ecco un altro che non viene mai citato, ma che dall'anno scorso che ha perso tantissimo, Battistini. Ragazzi, anche quando parte in contropiede ha ridotto al limite gli errori Battistini. Però è proprio... Diciamo che abbiamo parlato di Merlisala, del carisma di Merlisala in passato, Attenzione. ma Battistini ne sta diventando il degno erede. Galli in che chiudono avanzatissima, la palla dentro, Pinzauti è solo in mezzo a 4, ne salta uno, non riesce a saltare il secondo, peccato. Comunque loro se sbagliano lo stop c'è subito un giocatore del Lecco che fa pressione, e anche quando stoppano bene mamma mia, Melgrati, non fa disastri. Abbiamo appena detto, gli è sfuggita sul retropassaggio di petto, perché forse non si aspettava Enrici, si aspettava il tocco di petto di Enrici, corre dietro a prendere questo pallone e nel correre indietro l'ha preso in mano, poi gli sarebbe uscita perché la direzione della palla era fuori a filo di palo, insomma, però regalare un gol così dopo tutta questa vabbè, ma è un po' ti dà un po' di sveglia, dai. Avevamo tessuto le lodi di Melgrati, sarebbe stato un po' troppo, diciamo. 2 minuti e mezzo alla fine del intercetto di Zuccon, ancora doppio intercetto del 98 blu celeste, palla dentro per Pinzotti che non arriva, mamma mia, non ci arriva di nulla, è rimasta dietro la palla, sarebbe volato, è riuscito forse il Gonzalez, non lo so, ad appionarla, mamma mia. Era solo attenzione a Novara che siamo nel 44esimo dai, tenere ragazzi 2-0 alla fine del primo tempo, assolutamente. Calcagno sulla destra, Ciancio, il cross dentro, stacca Battistini, tutte sue di testa oggi, bravissimo. Torreggia in mezzo all'area e diciamo anche l'azione bello, il tocco per Buso, c'è l'anticipo però di Benalouane. Attenzione, Benalouane anche lui si butta in avanti, Novara che dà tutto per tutto, Galoppini, Girelli su di lui, costringe a girare al largo. Palla scodellata per Gonzalez che l'anticipone di Enrici che poi riesce a tenere palla in campo. Giudici può partire, Giudici, bella la rientrata sul destro, il cambio di gioco perfetto con contagiri, però riesce a portare leggermente corto. Pinzauti comunque impressione, ma tutte le azioni che siamo qui a esaltarci su tutte le azioni. Poi non sappiamo come finirà questa partita, però per adesso è bella da vedere, soprattutto per il Lecco, per il Novara. Cioè, no, nel senso, non sappiamo come finirà. Speriamo che non abbiamo la certezza di come andrà, perché il Novara è squadra forte, lo sappiamo. Sì, ma però questo primo tempo del Lecco Cevoli dovrà lavorare molto i primi 8 minuti avevo dato un 7, qua siamo 3-7 l'8 qua siamo al 9 pieno, perché sei in casa della prima. Se devo dare un voto anch'io, sei in casa della prima, sicuramente pieno, perché poi tra l'altro hai subito solo quell'azione da calcio d'angolo. Non hai subito nessuna azione da gol. Adesso scongiuri del caso, poi 30 secondi. Poi c'è da dire che però nelle squadre di calcio si gioca in minuti e c'è anche il portiere, quindi è l'unica occasione in cui è stato chiamato in causa. Melgrati ha risposto presente. Non riesce a arrivare. Sono come delle, non so, come delle cavallette, l'assalto del cavalletto. Presi da questa bella partita del Lecco ci siamo dimenticati delle altre partite. Recupero, penso se dà un minuto, perché non si è mai fermata la partita. No, secondo me non dà neanche. Ma anche infatti finisce qui il primo tempo. Allora, mentre Fausto a breve ci collega con Matteo Bonacina, così andiamo a chiedergli qualcosina anche da come ha visto sul campo, se hanno avuto la stessa percezione di un Lecco al 2-0. Se non l'avete visto questo primo tempo, peccato per voi. Albino F è in vantaggio 1-0 sulla Triestina, 2-0 della Juve Next Gen sulla Pro Sesto, Feralpi in vantaggio sul campo dell'Arzignano. Allora ci colleghiamo con Matteo, andiamo a capire a suo giudizio. Voglio chiedergli da quanto tempo non vediamo un Lecco così bello, positivo e concreto. E poi chiedergli anche di Eusepi, sei in tribuna, dici? Se era lui. Sì. Suppongo di sì, perché insomma abbiamo visto tutti i giocatori indicare con la maglia dopo il gol. Ecco, devo dire, se bisogna trovare un peggiore in campo non si riesce. No, non si riesce.
Ecco Teo, mi senti? Sì, sì. Allora, abbiamo detto qui in studio, primo tempo fantastico del Lecco. Ti volevo chiedere da quanto tempo non vedevi una squadra così tonica, bella e concreta? Oddio, così incisiva dal derby del 2020. Sì. No, così capace di difendere e ripartire così. Chiaro, perché poi ci sono degli errori tecnici, dei giochi dei difensori del Novara che incidono sul gol di Buso, però comunque quella palla lì la devi andare a attaccare, accettare e difendere e segnare di sinistra con fissare in uscita. No, anche perché i due gol del Lecco nascono comunque da giocate tecnicamente riuscite bene. Scusa un secondo. Sì. Scusa, avevo dovuto spiegare che ero in diretta. Sì. No, hai sentito la domanda, Teo, scusa? No, scusami, te la ripeto. No, te la ripeto. È difficile fargli capire che ero in diretta. No, dicevo, i gol del Lecco nascono anche da giocate tecniche ineccepibili oggi, al di là della grinta, della reattività, delle ripartenze, veramente giocate tecniche superiori oggi, da parte di tutti, fondamentalmente. Sì, assolutamente sì. Poi, guarda, io ho avuto la percezione che il Novara nel primo quarto d'ora sia stato un po' presuntuoso, nel senso me l'hanno fatto percepire un paio di giocate un po' di sufficienza fatte, una da Thiago, c'è proprio bella presente, ha cercato una giocata senza minimo senso sulla palla che poteva stoppare, invece ha voluto provare a picchiare in verticale, ma una finezza inutile e via dicendo. Quindi ci sono state 2 o 3 giocate che mi hanno fatto avere questa percezione. Ecco, è stato lì, bello tranquillo, ha preso le misure. E poi guarda, il peccato paradossalmente è quello di non aver ammazzato del tutto la partita in quei 10 minuti che loro chiaramente hanno di sbandamento. No, lo so, di bambola non ci stava più un pallone tra i piedi, né niente, capito? No, quello che dici tu l'abbiamo sottolineato anche noi, probabilmente non si aspettavano nemmeno un Lecco così, no? Quindi l'ho sottovalutato un pochino. Penso si aspettassero un Lecco, anche per come sono partiti cercando di allargare sempre il gioco, credo si aspettassero un Lecco sicuramente tendenzialmente difensivista e così è stato, ma non penso si aspettassero un Lecco così in grado di ripartire bene con le 2 punte. Sì, poi stiamo rivedendo i 2 gol, veramente 2 gemme. Il primo per l'azione in sé strepitosa, la ripartenza di Battistini, Zambataro che la tocca di prima in verticale, Buso la finta, la sterzata e il sinistro. Secondo Girelli una coordinazione fantastica, veramente, no? Sì, chiaro che Girelli lì ha cercato e trovato la giocata della vita, tra virgolette, perché comunque la palla che ci sono queste campanile è sempre difficile impattare bene di folle e metterla lì. Posso assicurarvi, avrei visto la foto, ha pescato comunque il lato corto della rete col tocco di Pizzardo che l'avrà vista passare penso a 20 giocatori. No, abbiamo visto tra l'altro dalle tue foto catturato proprio i momenti del gol come al solito e dimostrando proprio la bellezza tecnica dei gesti del gol dei blucelesti quest'oggi. Dicevamo Tacchinardi, Girelli e Zuccò non li vedeva molto, da quando giocano, e l'Ecco però ha svoltato, Matteo, al di là di tutto. Sì, assolutamente. Diciamo che Mister Fosse ormai ha battezzato questi 3 o 4 giovani almeno per iniziare le partite. Galli, Zuccò, Berri si conosce, Buso idem, sicuramente ora ha avuto la sua occasione oggi e la sta sfruttando. Scusate, mi è venuto in mente adesso su Magni, poi ho chiesto informazioni sull'affaticamento muscolare. Ok, quindi non dovrebbe essere niente di grave. Perfetto. Lui è abbonato agli affaticamenti, mettiamola così. Poi voglio segnalarvi anche gli applausi a Poschi, che qui è conosciuto, è ben conosciuto prima della partita, ma applausi fragorosi. Non ho capito, scusa, per chi, Teo? No? Per Foschi. Per Foschi, ok. No, invece volevo chiederti, Eusepi è in tribuna? Perché poi all'esultanza abbiamo visto con la maglia i compagni. No, non mi sembra di averlo visto, sinceramente ti direi di no. Ok. Dovrebbe essere a Lecco, o meno che abbia fatto ritorno al vano laziale per poi tornare a Lecco. Comunque sulla sua situazione parleremo domani, poi lui rimarrà ad allenarsi con la squadra, a casa con la famiglia, che hanno appena iniziato anche ad andare a scuola a Lecco, quindi è stata accordata questa possibilità. Va
bene Teo, grazie mille, ci sentiamo alla fine del secondo tempo e insomma incrociamo le dita, speriamo di vedere la stessa cosa anche nel secondo tempo. Speriamo, sarà fondamentale il primo quarto d'ora, come sempre quando si chiude 2-0 al primo tempo. A dopo Teo, grazie. Ciao. Rientriamo in studio e con questo primo tempo da sogno andiamo a berci un caffè, torniamo fra poco. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Riconosce i tuoi attimi di relax e quelli in cui devi mettercela tutta. E se non ci sei, risparmia energia. È il climatizzatore che regola la temperatura in base a ciò che fai. Kireia, design italiano, tecnologia giapponese. 2R, gli specialisti nella vendita e installazione di condizionatori monosplit multisplit, via K. Rossa 22, Lecco. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Il compenso del tuo amministratore di condominio ti sembra elevato? Il rendiconto non è chiaro e trovi sempre dei costi che non ti convincono? Non riesci a contattarlo per gli interventi urgenti che vengono eseguiti solo dopo ripetuti solleciti? Se il tuo condominio non è gestito come vorresti e hai deciso di cambiare l'amministratore, puoi farlo subito. Con Media Progea SNC, società leader nel settore dell'amministrazione condominiale. I titolari Chiara Benegiamo e Domenico Dulisse operano nel settore con metodologie consolidate e vincenti da oltre 30 anni e sono a tua disposizione per un preventivo o una consulenza gratuita. Ecco 3 buoni motivi per sceglierci. 1. Convenienza. La forma all inclusive ti assicura un costo fisso annuale comprensivo di tutte le spese, senza sorprese a fine anno. 2. Reperibilità. Il tuo amministratore condominiale è sempre disponibile e rintracciabile in caso di emergenza. 3. Trasparenza. Il fascicolo di rendicontazione annuale ti mostrerà lo stato economico del condominio e quello di sicurezza degli impianti. Se vuoi un amministratore di condominio sempre al tuo fianco, chiama il numero 0341 35 36 46, spedisci una mail a info@mediaprogea.it o visita il sito www.mediaprogea.it. Ti aspettiamo nella nostra sede a Lecco in via Montanara 18. Media Progea, l'amministrazione condominiale come non l'hai mai vista prima. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con la politica. Domenica di lavoro per il centrodestra, intento a costruire la squadra di governo, ma soprattutto a ricucire lo strappo tra la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. L'obiettivo è quello di spegnere l'incendio per ripartire. All'interno della coalizione è giunta quindi l'ora dei pontieri che lavorano sull'asse creato da Gianni Letta e il nuovo presidente del Senato Ignazio La Russa. La Shoah è una delle pagine più buie, tristi e raccapriccianti della storia, così il neopresidente della Camera, Lorenzo Fontana, ricorda il rastrellamento di Roma avvenuto all'alba del 16 ottobre del 1943. Anche la premier in pectore Giorgia Meloni questa mattina ha ricordato in una nota il rastrellamento del ghetto di Roma quando uomini della Gestapo tedesca con la collaborazione dei funzionari del regime fascista portarono via 1259 persone, tra cui 207 bambini, quasi tutti ebrei. Un orrore che deve essere da monito perché c'è
certe tragedie non accadano più, le parole della leader di Fratelli d'Italia. Parla di pagina buia anche il presidente del Senato, La Russa. La guerra in Ucraina non si arrestano i bombardamenti nel paese, l'esercito russo sta lanciando missili ovunque, secondo quanto riferiscono le autorità di Kiev, che stanno chiedendo ai cittadini di andare nei rifugi. Sono durati oltre un'ora i raid aerei in tutto il paese, riferisce la testata locale Ukrainska Pravda. Anche il presidente dell'amministrazione statale regionale di Kirovrad, Andrei Rajkovic, conferma gli attacchi e scrive sui social: il cielo mette paura, il nemico sta lanciando razzi in tutta l'Ucraina. In Iran sono ormai state domate le fiamme divampate nel carcere di Evin dopo la rivolta nel braccio 7 della struttura. 4 detenuti sono morti e 61 sono rimasti feriti in seguito al rogo scoppiato sabato. Lo ha comunicato l'autorità giudiziaria iraniana, come riportano i media internazionali. La Farnesina fa sapere che la detenuta italiana, la travel blogger Alessia Piperno, arrestata il 28 settembre, sta bene. Cronaca: è stato trovato morto l'escursionista disperso da ieri sulla testa grigia nelle Alpi Pennine in Val d'Aosta. Il corpo è stato individuato dall'elicottero del soccorso alpino che ha notato il cadavere alla base di un salto di roccia. La salma è stata trasportata a Gressoney per le operazioni di polizia giudiziaria. Il calcio, reduce dal grande pareggio di Barcellona, l'Inter risponde presente anche in campionato e batte 2-0 la Salernitana. Gara subito in discesa grazie al destro dal limite di Lautaro Martinez al 13° che beffa Sepe. Dopo un primo tempo dominato, nella ripresa a chiudere definitivamente i conti ci pensa Barella, che raccoglie un lancio perfetto di Çalhanoğlu al 59° e raddoppia. Inzaghi sale così a 18 punti in classifica. In campo alle 15 Lazio Udinese e Spezia Cremonese. Alle 18 Napoli Bologna, alle 20:45 Verona Milan. È tutto, al prossimo aggiornamento. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. 24 ore di emozioni blucelesti. Sei un piccolo artigiano, una piccola media impresa o una grande azienda? Il Bottegone è il fornitore giusto per esaudire ogni tua esigenza. Un ferramenta specializzato nella fornitura di utensileria industriale, bulloneria, fai da te e giardinaggio, pronto a soddisfare le tue necessità di beni e servizi. Bottegone per il sociale, in collaborazione con la cooperativa sociale Solidarietà. Da 35 anni è presente sul territorio di Galbiate e partner di clienti per l'assemblaggio e il confezionamento. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. 24 ore di emozioni blucelesti. La tua serie preferita? È Kireia, la serie dei climatizzatori Mitsubishi Heavy Industries. Tecnologia intelligente, eleganza che conquista. 2R, gli specialisti nella vendita e installazione di condizionatori monosplit multisplit, via K. Rossa 22, Lecco. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Ranieri www.leccochannel.it è quello che c'è all'inizio. The Blue Light Blue Radio. Ah, c'è. La tua serie preferita? È Kireia, la serie dei climatizzatori Mitsubishi Heavy Industries. Tecnologia intelligente, eleganza che conquista. 2R, gli specialisti nella vendita e installazione di condizionatori monosplit multisplit, via K. Rossa 22, Lecco. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rieccoci, iniziata da 7 secondi questa partita, secondo tempo, dopo un primo che ci ha regalato un Lecco
fantastico che non vedevamo. Matteo dice buona cena allo stadio dai tempi del derby. Vinto a Como nel 2020? Probabilmente sì, almeno non per 45 minuti con questa intensità, qualità e anche delle giocate tecniche concretizzatesi poi nei gol di Buso prima e Girelli poi. Probabilmente è vero. Con Novara che ha già effettuato 2 sostituzioni in questo intervallo, sono entrati Peli al posto di Rocca, Ranieri al posto di Calcagno, ma non dovrebbe cambiare nulla, sono 2 forze fresche che mette mister Cevoli, non credo che cambierà molto. Sì, ha cambiato 2 terzi del centrocampo. Sì, non credo che cambierà molto a livello di... Calcagno che era tra l'altro, se non ricordo male, il dubbio un po' di inizio partita, con Calcagno che era annunciato Ranieri, poi ha giocato Calcagno, mentre Rocca anche ammonito, ha rischiato più di un'occasione l'ammonizione. Qui addirittura le telecamere che seguono il pallone durante il rilancio a campanile del portiere. Andiamo a vedere come sono finiti i primi tempi sugli altri campi, con Albino Leffe in vantaggio a Trieste 1-0, 2-0 della Juve Next Gen sulla Pro Sesto, 1-0 della Feralpi sul campo dell'Arzignano Valchiampo. Andiamo anche a vedere chi ha segnato della Juve i 2 gol. Besaggio e Pecorino. Brutto pallone perso da Zambataro, poi rimedia Zeliak in qualche maniera. Si tornerà poi in campo, lo ricordiamo, mercoledì nel turno infrasettimanale valido per la 9ª giornata di campionato, e Lecco che ospiterà proprio alle 6 a Regamonti Ceppi, che ieri ha compiuto 100 anni, la Juventus Next Gen. Riparte dalle retrovie con Tiago, come lo chiama? Ah no, era questo? Sì, Tiago Gonzalez. Questo è Cariglio. Sì, Matteo l'ha chiamato Tiago, che è un po' più comodo di Gonzalez, che è comunque il 33, il terzino, classe 2000 del Novara, terzino mancino, mentre a destra c'è il capitano Ciancio, quindi 2 centrali che sono Johan Benolwan e Carriglio. Primo tempo da parte del Lecco direi sontuoso di tutti i giocatori, no Beppe? Perché non ho trovato, riusciti a trovarne uno. Non riesco a dire niente di male per nessuno, se non cose positive ed egregie per tutti. Attenzione a poi evidentemente qualcuno sugli scudi. Esatto, con qualcuno che ha proprio brillato, come il gol di Buso, Zambataro, il servizio, giudici, Girelli, insomma tutti veramente bravi sul pezzo, attenti a quello che mi è piaciuto. Luciano Masini, la strozzata, Vensolare, interviene Zuccon che riparte la palla al piede, cerca la ripartenza, la palla per Girelli, serve subito. Pinzauti lo scambia ancora con Girelli, si sta buttando in area Buso, Girelli cerca il fondo, la palla dietro, non riesce ad arrivare Zambataro, tiene viva per il Lecco Zeliak che arriva dalle retrovie, guarda l'area di rigore, Zeliak rientra sul mancino, un po' complicata un po' tempo qua adesso. La sua azione, ci prova Galli da fuori. Qui bella la qualità anche con cui, come al solito, lo stiamo ribadendo in tutta la giornata, è sceso il Lecco sulla sinistra e arrivando poi nel cuore dell'area con Girelli che si è aspettato un po' troppo a cambiare. Giù un buon pallone, Girelli scambiano i 2, poi sbaglia Zambataro un po'. Primo errore della sua giornata, errore di misura. Giudici che recupera nell'appoggio lungo di Zambataro per Giudici, ma Negati il rilancio non perfetto, rimedia Zambataro in posizione di mezzala, è rimasto in quella posizione dopo l'azione precedente, c'è qui intanto il fallo su Pinzauti, bravo a utilissimo Pinzauti, sì. Utilissimo. Vedo che è difficile quando il Lecco è in possesso di palla portargli via il pallone a qualsiasi giocatore, la difende con caparbietà e soprattutto con attenzione, e riesce sempre in ogni caso a trovare un compagno su cui scaricare. Girelli, la palla sul fondo per Zambataro, dietro, Buso non riesce a deviare in porta. C'è però anticipato? No, tocca a lui, ma lui per ultimo. La palla va praticamente dalla parte opposta della porta, quindi sfortunato questo. Però bellissima l'azione di Zuccon. E poi gli facciamo paura nei contropiedi, cioè vedo qualsiasi giocatore fa 20-30 metri palla al piede, loro sono in difficoltà, non riescono a contrastare. Ranieri, bella la palla per Galluppini, dentro Gonzalez, Zambataro e poi Zeliak, grande occasione per il Novara. Ma Zambataro ha fatto un'azione di disturbo su Gonzalez. Ha fatto male Zeliak alla faccia. Gonzalez, vediamo Gonzalez disturbato alle spalle in maniera pulita da
Gli ha dato Sì, forse che la tacchettata calcione. di Malgatti? No. Sì, Melgatti gli ha dato Una un calcione in tacchettata. uscita sul volto. Sì, perché Zeliak si è lanciato in take e scivolato sul fondo, Melgatti in uscita per anche lui chiudere la porta e È probabilmente uscito con la gamba alta, Melgatti, scusa. Zeliak era per terra, l'ha colpito in pieno volto. Ma c'è forse un problema alla caviglia anche. Girata la caviglia, dici? Sì. Rimasta sotto? Infatti credo che il colpo al volto sia forse la minore dei problemi. Forse le mani sul volto sono più per la caviglia che per il volto. Vediamo se riesce a... No. Secondo me Zeliak non ce la fa, però. Esce dal campo. Vediamo, perché Zeliak è uno di quelli che non molla un centimetro. In panchina per Mr. Foschi quest'oggi Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, che è un po' sparito dalle rotazioni. Tanto il gioco è ripreso, attenzione. Penso che Pecorini sia il Lacti candidato Scapuzzi, numero uno, se non Maldini, che per Maldini è un po' fuori dai giochi da un bel po' di tempo. Lacti, attenzione, Melgrati, Scapuzzi, sicurissimo. Stanga, Maldonado, Longo, Ilari e Rossi. Tanto qualche... Pecorini è l'unico che forse dietro non può giocare nei tre. Sì, può Maldini magari non lo mettere so, Battistini al largo e Pecorini centrale. Bello. Bella l'azione di Buso che scappa via sulla sinistra. Non c'è fallo, peccato. Vediamo il numero 21 Ranieri, che adesso è diventato lui il gestore del pallone. Si è preso anche la fascia di capitano, se non sbaglio. Attenzione. Tanto Zambataro, tanto precedenza Buona chiusura difensiva Galuppini, pericolo numero 1, perché ha messo un pallone sulla corsa di Gonzales e lì è stato bravissimo, secondo me Zambataro alle spalle di Rodriguez, a non lasciargli il tempo di pensare molto, di Gonzales, scusate, di pensare molto, e ha consentito il recupero di Zeliak, quindi bisogna stare attentissimi, anche se poi quella giocata è stata una giocata bellissima. L'avete visto? Sì, è qui sotto. Ok. Stringe i denti dunque Zeliak, che prosegue la sua partita. Anche perché stavo per dire prima, quando il Beppe parlava di un po' dei vari giocatori, quelli che si sono notati un po' meno sono proprio Zeliak, Enrici e Galli, c'è un motivo, che sono stati però gli equilibri, cioè sono la sicurezza su cui i piloni, diciamo, su cui si basa fondamentalmente il Lecco. Se vogliamo vedere un po', forse anche Pinzauti, un po'. Anche tanto Pinzauti. gioco sporco, va a prendersi il giallo intanto adesso. Buso Pinzauti? Buso mi pare. Buso. Sì, anche Pinzauti, perché fa tanto lavoro sporco, poi lo vedi poco, però qui un po' pasticcione, si complica e poi va. No, secondo me è più che altro per le proteste, non tanto. Vediamo. Pinzauti qua Buso che va a sporcare un po' il pallone sul punto della va a battuta. impedire la battuta. Ingenuo un po' però qua Buso, giallo. Sei sul 2-0 in verità. E no, sì, anche Pinzauti sicuramente, comunque quelli che magari vedi meno, ma Melgrati controlla Battistini, controlla Bortolussi. Adesso vediamo se Zambataro ha spazio. Ha tanto campo davanti, vediamo se spinge, dai. Affrontato da Ranieri, scambia con Buso, che è fortunato nel rimpallo, avanza Buso, c'è vicino lui Zambataro, Buso si ferma. Ecco che sul 2-0 può quasi anche un po' con scegliere di cross, gestire non c'è nessuno sul secondo palo, peccato. Io ho questa impressione, non so voi, sta un po' anche gestendo in questa ripresa il Lecco, non va sempre a 1000 all'ora anche quando recupera palla. Beh, anche giusto così. Giusto così sul 2-0, preferisce un attimo. Meglio non finire le energie inutilmente. Anche perché c'è davanti quasi tutto il secondo tempo. Bravo Battistini, anche se col fallo, però peccato. Diciamo che questi primi quasi 10 minuti, insomma, partita secondo tempo interlocutorio, il Novara si vede che sta provando, sì, però Lecco è molto attento, attenzione. Palla tagliata dal taglio taglio orizzontale del Peli, numero 11 Peli. Sì, Peli che era entrato bene dialogando con un compagno in area. Qui c'era la possibilità. Corto, l'angolo, il cross sul secondo palo, fuori. Bene. Rimessa dal fondo per Melgrati, ci prendiamo un piccolo break. www.leccocchannel.it e quel pallone lì. Blue Light Blue Radio.
Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Impostazione. Lecco che riconquista palla e prova a schiacciare ora Zambataro, taglio orizzontale alle porte dell'area, tentativo di scambio proprio al limite con Giudici, riesce a recuperare palla Galli. No. Galli qua si fa male. Galli si è fatto male. Galli si è fatto male al piede. Un pestone, Speriamo. No, sembra tenere il piede. A me è sembrato che gli fosse tirato qualcosa mentre correva. Sì, perché mentre correva non c'è stato contrasto. Poi però vediamo. No, dai, Galli no. Si lamenta, no, dai, non c'è niente. Meno male. No, ho avuto paura. Ha fatto un po' anche di scenetta che tutto sommato, vabbè. Comunque. Sì, ma non ho capito. O che ha messo giù male il piede. Spero perché. Sì, perché. No, infortunio a Galli no, ti prego. Tanto anticipato Giudice addirittura, rimessa laterale? No, era Buso. C'è Zambataro qui sulla destra che avanza per la battuta della rimessa laterale. No. Vicino a lui Zuccon, in qualche maniera scambiano i due, ancora Zuccon, salta benissimo l'uomo, rientra sul mancino, la palla dietro, Girelli non se la sente di tirare di prima, poi la palla deviata sul fondo angolo. Non se l'è sentita di tirare al volo ancora, però l'azione sulla destra del Lecco scaricò all'indietro per Girelli che ha saltato un uomo, ha tentato, ma davanti aveva il muro della difesa piemontese che ha laterale, no? Sì, angolo. Giudici gli ha lasciato l'incarico Zuccon, vediamo se il 98 riceverà o se il Giudice andrà in mezzo. Parte per la cross dentro, la palla messa fuori. Vediamo la conclusione volante di Enrici. Enrici c'ha non proprio lontanissima dai pali, ma non preoccupa Pissardo. 58 minuti sul cronometro, sempre 2-0 Lecco che controlla la partita. Novara che ha avuto quella fiammata inizio ripresa con Gonzales messo in porta praticamente da Galoppini, su cui si sono immolati Melgrati e Ziliak rischiando anche di farsi male. Poi per il resto Novara che si è visto sì e no. No, è più no che ci stanno provando adesso. Gonzales, la palla si infila in area e segna il gol. Mamma mia, qui però questa volta nel burro della difesa bluceleste. Mamma mia, che brutta giocata difensiva. Percussione centrale, entra dentro come una lama nel burro e con l'esterno tu per tu con Melgrati mette la palla sotto la traversa. Vabbè, avevamo appena detto Novara sì e no, e invece questa volta gli regaliamo però. No, ma qui è stato. Cioè, io sinceramente Galoppini sembra quasi gioco fermo. Partito da tre quarti, centrale, morbido, troppo Girelli e salta anche Enrici facile, poi con l'esterno sinistro anticipa Melgrati e la mette sotto la traversa. Enrici non devi farti saltare così per limitare l'area, la partita si riapre. Provare ad affiancarti al giocatore ed accompagnarlo magari sull'esterno, invece lui si è piantato a mo' di portiere di hockey con le gambe in ginocchio. E brutta la giocata. Lecco deve stare attento a non deve buttare per aria tutto quello che ha fatto nel primo tempo, anche perché questo gol troppo morbido. Enrico potevamo arrivare quasi al 3-0 per assurdo e invece siamo 2-1. Cioè insomma, detto francamente, non perché tifi Lecco, ma non avevano fino a questo momento meritato l'unica cosa poteva essere l'azione personale e infatti così è stato. Così è stato. L'importante adesso è non farsi ancora un errore in disimpegno. Non farsi. Galoppini è libero sulla tre quarti di inventare, cerca di entrare in area. Zeliak enorme in questa occasione, apre gli alettoni, non fa passare Galoppini. Non c'è fallo. Quindi non c'è fallo su Benalwan. La partita adesso. Bordin rientra in mood casalingo adesso. Adesso no ragazzi, adesso Tiago parata, cross dentro e Battistini si fa anticipare da Bortolussi. Calma.
Infatti c'era un giocatore del Novara, non ho capito chi era, continuava a far segno testa, ragazzi. In effetti questo gol li ha galvanizzati. Rientrano pienamente in partita, anche perché Lecco, come diceva Matteo, non è stato bravo ad uccidere la partita in maniera definitiva. Il 2-0 è sempre un po'. Attenzione, lo sappiamo, contro fallo su Zeliak. Contro queste squadre così forti, dotate fisicamente, strutturate tecnicamente, di esperienza, e più che altro hai lì, non devi dargli la possibilità di Gonzales e Galuppini sono, stanno facendo un po' bello cattivo tempo avanti. Primi cambi per il Lecco. Allora Galli alla fine non ce la fa, gestione forse anche un po', ed entra in campo Ilari, che vedremo finalmente in campo. Girelli. È il ritorno ufficiale di Ilari o aveva già giocato? Mi sembra che non fosse ancora, però non vorrei dire. Qualche spezzone ci dice Fausto dalla regia. Forse inizio partita, a inizio campionato, però non bello il pallone messo giù da Buso, Girelli può allargare. Vedi che adesso come cambia la partita, quando prima facevamo sempre giocate in copertura su peli, su qualche errore di troppo. Palla dentro, Bortolussi, Battistini non deve farsi saltare, non lo fa. Angolo, va bene così. Però cambiata la partita, perché ora il Lecco perde sempre un po' l'attimo nelle giocate, ma più ecco il cambio che forse Galli sul gol non era presentissimo fisicamente. Dici? O più anche per la botta di prima? Perché lì Galli se l'è fatto scappare via, poi Girelli non l'ha tenuto. Attenzione, palla allo stacco di Benalouane alto sopra la traversa, però l'Ecco che deve essere freddo e lucido adesso, a non perdere il filo del gioco. Come ha giocato fino adesso deve continuare. Non può un gol cambiare totalmente il modo di essere in campo. La squadra ha giocato benissimo per 55 minuti. Era da mettere un po' in conto. Il rischio c'era, perché la sofferenza nella fase peccato centrale. che il gol sia arrivato un po' molto strano, Giallo? A Melgrati? Perdita di tempo? Può essere, sì. Già al 62. Ma è nel gioco delle cose. Allora, è il terzo ammonito nelle file del Lecco: Buso, Girelli, Melgrati, Galuppini e Rocca nel Novara. Comunque ha già messo mano al taschino 5 volte. Attenzione, perché il Novara sta arrivando sul pallone spesso volentieri con se non prima del Lecco. Palla dentro, Ilari non so quanto voluta, che disorienta Ilari. Niente di fatto, è passata in mezzo a tutte e due. Ha cercato l'anticipo e non l'ha toccata e ha messo un po' fuori causa Gonzales. Però anche qui che rischio. Adesso Giudici facciamo fatica a tenerla. Riesce a saltare l'uomo, Buso con Giudici che sbaglia. Buso Giudici non riesce più ad arrivare sul pallone di Buso, che ha tenuto un po' troppo molle su questo pallone. La qualità delle giocate è scesa ora, è chiaro che reggere 60-70 minuti a quel ritmo del primo tempo era impossibile. Però secondo me è il gol che ha cambiato, perché reggere fisicamente lo sta. Perché comunque hai preso un gol dal nulla, non hai subito 10 minuti e alla fine dici vabbè, era nell'aria. Dal nulla, buco centrale, Gonzales si infila, opposizione morbida anche di Enrici in quel caso, che nell'1 contro 1 quando è puntato soffre un pochino sempre. Attenzione ancora al Novara sulla tre quarti con Ranieri. E quindi hai dato modo comunque di risalire Ciancio, Ranieri, siamo sempre sulla tre quarti blu celeste, la palla dentro, Zambataro di testa, non allontana Galuppini su di lui, Ilari, Galuppini, palla dentro, il tentativo di triangolo, Gonzales per Ilari che si è messo a fare la diga lì davanti con esperienza. Non ha permesso il cross in Carlo mezzo. Ilari. C'è però il cross, l'angolo adesso dalla sinistra. È un 91, lo ricordiamo, insieme a Zeliak, che in questo momento è il più esperto del Lecco. Posizionarsi bene i giocatori del Lecco. Attenzione. Palla sul secondo palo, sfila. Vediamo Battistini se interviene. Gioco fermo, ci vediamo un piccolo break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivato
arrivata la riproduzione della storica felpa dell'Aci Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. Aci Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Dai. Vediamo se Lecco riesce a uscire, a ripartire con velocità. C'è il fallo su Buso che si fa male qua. Attenzione, la caviglia. Anche lui destra. Aia. No, però dai ragazzi, anche Buso no. Guarda come si lamenta. Picchia la mano sul campo, sul sintetico di Novara. Ha messo subito, appena è caduto ha alzato la mano Buso. Ai. Stavo dando Scapuzzi. Può entrare? Ce ne sono due. Lacti e... non riusciamo del Longo forse? Mi sembra Longo col 9 finale Longo. Lacti al posto di Buso, ovviamente non ruolo per ruolo, il ruolo di Buso probabilmente lo prenderà. Problema alla caviglia per Buso, vediamo. No, Girelli esce Girelli. Entra Longo, di fatto è il viceversa. Longo per Girelli. Sì, Longo va in attacco al posto di Buso e Lacti va a centrocampo al posto di Girelli. Vediamo se almeno quantomeno dà un po' di forze fresche. Buso è uscito dall'altra parte, non l'abbiamo più visto. No, infatti è uscito di là. Sì, diciamo. Speriamo che sulle sue gambe, perché cammina, no, niente di grave sembra, speriamo di... Sì, però ci mancherebbe anche di perdere il Buso visto tra l'altro. Era forse un cambio programmato perché effettivamente Buso non stava... Si gioca? Cos'è? No, è fallo per il Novara. Sì, penso anch'io che anche Girelli fosse abbastanza... Sì, sta cercando di tenere alti i ritmi a centrocampo, anche perché hanno speso tanto comunque in primo tempo. Galli, sì. Girelli, Zuccon, forse sono Zuccon che è quello che ha un po' più di forza fisica in questo momento. Bravo, se ne va e prende fallo. Zuccon che forse è quello che ha più passo, comunque più forza fisica, rimane in campo. Giallo per? Ciancio o Peli? Adesso quella fascia. Peli. Con i calzettoni bassi. Allora, Peli che anche lui terzo munito nelle file del Novara. Però noi nel primo tempo abbiamo corso tanto in contropiede, nel senso che... Beh, anche in pressione. Sì. Avevamo, adesso non riusciamo più a farlo. A uscire con velocità, con qualità. Però li hanno pressati in avanti. Però un po' passata forse la burrasca del gol del Novara, Vediamo adesso. Lecco che imposta non l'ha praticamente mai fatto in partita. Enrici, Lacti, posizione tre quarti. Leven, non si vede niente. Lacti, vabbè, non è quello il punto dove deve giocare la palla, infatti la perde. Vediamo, riescono a recuperare i giocatori blucelesti, dunque Gonzales. Ilari mi sembra di vedere che si metta proprio lì tra centrocampo e difesa. Scivola, ma arriva Ranieri in soccorso, sulla sinistra Tiago. E adesso va tutto bene a loro comunque. Palli arrivano prima. Vediamo. Cambiata proprio la partita. Ragazzi, bisogna stringere i denti. Ci prova Peli, bravo Giudici a resistere e a guadagnarsi il fallo nostro. Sì. Dai. Bravo Giudici in copertura. Calcio di punizione per rifiatare in favore del Lecco. Ci voleva questo fallo per noi. Arzignano Valcampo che ribalta la partita col Siamo nel 69esimo minuto. Nel 69esimo minuto e adesso c'è un altro cambio. Chi entra? Buric, che non conosco minimamente, ed esce Bortolussi. Sì, Bortolussi, quindi probabilmente Buric cambio centravanti per centravanti. Sì, credo sia un attaccante. Albino Leffe che raddoppia invece sulla Triestina 2-0. San Giuliano in vantaggio 1-0 sulla Pergolettese. Bortolussi che cambiano non ha lasciato grandi tracce. Diciamo che dei tre davanti è quello che si è visto nettamente di meno. Sì, forse ha cercato di giocare proprio per gli altri due. Non è neanche cercato forse. Saltato un po' male, giocatore con mestiere. L'ha spostato, però anche pericoloso perché era in volo, insomma. Bello l'anticipo di Zeliak, Zambataro, servizio orizzontale per Longo che gioca con Lacti, non riesce ad arrivare al passaggio di torno. Bravo. Longo che sicuramente è un giocatore bella gestione che ha giocato ha fatto bene. Bella gestione del numero 20 bluceleste che ancora torna in possesso palla, questa volta in posizione di mezzala destra,
Ilari, lo scambio con Longo che allarga per Zambataro, bella giocata del Lecco, Zambataro non doveva telefonato, il tentativo di cross va a impattare sull'avversario, lì poteva forse concludere con Longo, no? Dico completare il triangolo. Ilari avrebbe potuto andare a calciare Ilari adesso o Ilari adesso bisogna capire. Ilari, Zeliak, Sipkos, Lungo come Clinton. Sì. Lacti bravissimo a recuperare questo pallone. Giudici lo mette dentro, non arriva alla deviazione di Buccelesti, ma ancora Blu Celesti. No, cos'è? Che brutto quello che è Lacti ancora. Coi piedi litiga un po' troppo spesso. Così. Bella l'uscita di Battistini adesso. Bravo a spazzare in avanti. Ma forse addirittura è Ricci dalla parte opposta in diagonale. Mi sembrava Ricci. Se la cava il Lecco, però qua è sfumata una possibile azione offensiva 70 minuti. Peccato per quell'errore, cioè quel buco. Ma neanche perché staccato la spina per qualche secondo, Gonzales vede il buco, ci si infila. Non gli è sembrato quasi neanche vero. E Ricci morbido nel contrasto perché gli va incontro un po'. Si è piantato e Ricci proprio sulla linea è rimasto lì. E Gonzales lo salta e poi una volta entrato in area centrale davanti a Melgrati in uscita. Lì e poi è stato impallito esterno sinistra sotto la traversa. Pericolosissimo. Attenzione, Tiago fuori gioco, no, cos'è? Libero, la palla dentro, mette giù Gonzales, ancora Tiago che salta, non c'è niente, finisce terra, giocatore del Novara, l'arbitro subito, no. Vediamo adesso Longo atterrato. Va a prenderti il fallo, Longo? Sì. Beh, comunque è rimessa laterale nostra. Cevoli si lamenta per il contatto precedente. Calcio di punizione Lecco, dai che si rifiata 72, anzi rimessa laterale, sì. Zambataro. Cevoli continua a lamentarsi col quarto uomo dell'intervento precedente. Tiago ha messo il cross, c'è stata forse una spinta alle spalle qui. Fallaccio ancora su Longo. Non c'è il fischio, no? No, scusate, su Zuccon. Non c'è il fischio, dunque Novara riparte, Battistini alla grande, poi Zuccon. Poi Zuccon riparte, bravo. Scambia benissimo con Longo, Zuccon centrale, può andare da solo, Zuccon pensa alla conclusione, invece no, scarico per Longo. 3-1 il Lecco, fuori diagonale di Longo, fuori. Zuccon, Crampi. Si fa male chi è? Zuccon, Crampi. Zuccon, avevo detto, aveva ancora qualcosa da spendere. Benaluan è da morire. Mi sa che l'ha speso tutto e non l'ha visto l'arbitro della gira di là, non so se il Guardanini l'ha visto. No. Clamorosa occasione del 3-1. Zuccon non ha voluto concludere lui, ha scaricato. No, ci stava. Longo qua poteva fare forse anche un passo o due in più prima di calciare, invece ha stretto sul secondo palo e la palla messa larga in diagonale col mancino. Ci prendiamo un piccolo break con Longo a terra. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Era Zuccon evidentemente prima della pausa, ho detto Longo, ma era naturalmente a subire a subire i crampi a terra era Zuccon che ha dato tutto anche con quell'ultimo strappo, da cui è nata la grande occasione divorata da Longo, è uscito Zuccon, è entrato Maldonado. Sì, divorata, diciamo, ci stava il tipo di conclusione, l'ha aperto troppo il piattone. Adesso bravo Longo a prendersi il fallo. Bene. Longo che non avevo mai visto fino ad ora bene nel suo ruolo, vediamo. Cioè, il contropiede è stato gestito benissimo. Zuccon poteva forse fare un passo in più, entrare in area e concludere, invece ha preferito lo scarico su Longo, ma ottima decisione. Anche lì, come dicevi tu, anche Longo magari un passo in più, un passo in meno. Sì. Diciamo che se l'avesse messa non stavamo di tanto a questionare. Se l'avesse fatta girare bene sul secondo palo. No, perché comunque, sai cosa? Se avesse fatto quei due passi gli avrebbero chiuso un po' l'angolo della porta. Qui ha riparato Alessandria, questa ha provato a fare la conclusione alla Girelli, ma non è venuta tanto bene. Stefano, stai girando il Piemonte.
non sapendo ovviamente niente di geografia dello stadio, quindi da che parte una e l'altra, però vabbè, è bello dirlo, come quando giochiamo a Riga Monticeppi diciamo che va verso le meridiane. Vabbè, comunque 2-1 sempre Lecco, 75 minuti sul cronometro, le sostituzioni effettuate 4 già da mister Foschi hanno dato sicuramente qualcosa in termini di energia. Sì, un po' risvegliata l'energia. Adesso attenzione, Galuppini attaccato da Ilari. No, dai! Cos'è giallo? Ma no, è giallo per Ilari. Giallo no. Ma soprattutto punizione dalla mezzaluna dell'area. Sì, ha fatto bene. C'è quello che non riesco a capire, è già è come in occasione del gol, ma perché li fate andare? Tirateli giù subito. Invece no, l'ha tenuto, sì. Al limite dell'area l'ha tirato giù, ma tiralo giù subito. È Maldonado che manca non ha passo. Infatti sta mancando Galli lì davanti. Sì. Però comunque calcio di punizione, attenzione perché da lì dalla lunetta Gonzales. Sì, è uno che tira di Gonzales. Anche Galuppini. Però anche Ranieri. C'è anche Ranieri, vediamo. Io mi ricordo sempre Gonzales che batteva le punizioni, però non so se. Poi forse anche Ranieri. Vediamo, uno col destro, probabilmente Ranieri o Galuppini col mancino. Attenzione perché questa è una clamorosa chance dal. Il coccodrillo come fa? Dal calcio piazzato. Proprio centrale, dalla lunetta centrale. Gonzales che va a fare da disturbatore di Melgrati. Sì, qui Galuppini conta i passi, Ranieri praticamente da fermo, vediamo chi di due calcia, Melgrati mette la barriera, chi è che fa il Maldonado che fa. Non abbiamo un coccodrillo più lungo di Maldonado. Vabbè, comunque tanto perché sono 4 i giocatori del Lecco in barriera. Cioè praticamente una barriera unica davanti a Melgrati. Maldonado fa il coccodrillo, poi Lacti che dà fastidio. Lacti che sta cercando di spingere via gli altri. Lacti sta cercando di fare qualcosa di utile, andare a fastidio nella barriera. Melgrati Melgrati, attenzione. Nervosismo. Attenzione perché è già ammonito Melgrati, mi dicevi, giusto? Sì, forse è meglio se ne stia lì tra i pali. Sì. È Buric che sta rognando un po' e si piglia il giallo. Buric e Lacti. Mazza, ma quanti gialli oggi? Mi pare Buric e anche Lacti perché ha fatto il doppio gesto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'è Maldonado che sembra la bella lavanderina sdraiata. Vabbè, comunque, attenzione, Galuppini. Barriera piena. Si lamentano. Pinzauti. Pinzauti va per calciare con un piede, ma come nelle migliori puntate di Mai Dire Gol, la prende con l'altra e la palla va in calcio d'angolo. E soprattutto si sente, probabilmente ha avuto qualche problemino perché è lì che si stira la coscia. Attenzione Melgrati alla grande. Qui sai che sventa un pericolo. No, ha tolto tutti i problemi del mondo alla difesa perché lì era un cavolo di casino, se no. 78, c'è da soffrire ancora. Recupero che probabilmente, visto l'arbitraggio di oggi, saranno 8 minuti. 57, 3, 13. Allora, attenzione, rimessa. Diciamo che mancano una ventina di minuti ancora. Sì. Enrici, rilancio poi di Giudici, non c'è nessun blu celeste, c'è solo Longo. Stava per combinare la frittata qua. Carillo era in agguato Longo. Come avevamo più o meno previsto, adesso loro fanno il pressing finale. Bisogna capire adesso Pinzauti. Allora, Matteo Cari, forza Lecco miau. Invocando il tuo. Bisogna capire se Pinzauti è in forma o. Se ne ha ancora, dici? Perché prima si è toccato il tricipite. Anche un po' Giudici. Certo, ha speso tanto. Tra l'altro si torna in campo mercoledì, ragazzi. Giudici ha fatto una partita, Giudici posso dire, in fase di difesa. Sfortunato sul rimpallo, ma cos'è? E poi no, ma scusa, fuori gioco sulla rimessa? No, non ho capito cos'è. La sostituzione. Ah, ok. Cambio. Okay. Entra il 3 che è Urso. Oliver Hutton esce. Thiago Gonçalves. E dunque dentro Urso. Ci prova Cevoli, naturalmente in questi 10 minuti finali, più recupero che purtroppo temiamo sarà robusto. 2-1 sempre Lecco. Certo che dai ragazzi, portare via i 3 punti dal Piola oggi sarebbe con un primo tempo sontuoso, una seconda di sofferenza, una parte perché però sarebbe anche dimostrazione stringidenti, sai anche stringere i denti. Sì, no, infatti ci sta. Due facce, non è che puoi fare chissà che cosa, insomma, sei in casa della Novara e Ilari, poi fallo, dai. Si lotta caparbiamente. Perché non fischia? C'è il fallo qua.
del numero 24 Buric, che ha dato vediamo il limite dell'area, attenzione, Melgrati che parata sul sinistro di Peli, per fortuna, perché nasce tutto da un paio di falli non sanzionati. Buric ha spinto tutto e tutti, si ritrova Peli la palla al limite dell'area, calcia forte col mancino, ma Melgrati in due tempi. La para. Sì, è una palla complicata la perché bassa e forte. Sì. Non era facile tenerla lì. Bravo Melgrati. Intanto Longo combatte, non riesce ad arrivare sul pallone. Zambataro lo riconquista. Palla tentata, profonda, intercettata. Così davanti. Combatte Lacti, riesce ad arrivare sul pallone. C'è Longo che salta. Beno Alwane viene atterrato al limite dell'area. Non c'è niente. Neanche calcio di punizione. Vabbè. Qui però Longo avrebbe potuto anche cercare la conclusione, a mio giudizio. Forse un po' la partenza adesso sulla destra. Perché poi quando ricapita, non sappiamo se ricapita in questi 10 minuti finali. Perché non ce la fanno rivedere? Perché secondo me aveva un metro scarso. Sì, qua però Peli è già ammonito, ragazzi. Cos'è? Davanti al guardaline, chi è quello? No, è il 16? Il 15? No. 19 per loro. 19 Gonzales. Sì, ma io non ho capito perché Peli che ha allontanato il pallone, se l'è portato via. Ma figurati che era già ammonito. Sì, sul secondo giallo. Piccolo break, poi viviamo questo finale concitato dal più. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. 24 ore di emozioni blucelesti. Sei un piccolo artigiano, una piccola media impresa o una grande azienda? Il Bottegone è il fornitore giusto per esaudire ogni tua esigenza. Un ferramenta specializzato nella fornitura di utensileria industriale, bulloneria, fai da te e giardinaggio, pronto a soddisfare le tue necessità di beni e servizi. Bottegone per il sociale, in collaborazione con la cooperativa sociale Solidarietà. Da 35 anni è presente sul territorio di Galbiate e partner di clienti per l'assemblaggio e il confezionamento. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. 24 ore di emozioni blucelesti. Rimessa laterale Lecco. Dai, 82 minuti, altro cambio, il settimo nelle file del Novara. Esce Gonzales di Tavernelli, attenzione allora. Sì, Gonzales, lo so che magari era un po' scadetto di condizione, ma io preferisco sempre non averlo dentro in campo. Caspita, un giocatore di questo peso, di questa qualità. Non mi sembrava comunque stanco. Tanto primo tempo Sporting Franciacorta Casatese 0-0 in Serie D. Zauti, questo non ci fa, riparte il Novara, attenzione. Chi era Masini? Bravo Ilari. Ilari è entrato in campo con la giusta determinazione. Sì, di prendere anche le legnate, ma di fare legna in mezzo al campo. Perché questo ha intercettato di testa un possibile, cioè un lancio lungo, un possibile contropiede. Tanto in questo momento San Giuliano primo in classifica, 15 punti, Lecco che agguanta il Novara a 8, Pordenone 14 con una partita in meno, giocherà lunedì contro il Mantova. Allora dagli altri campi, Arzignano Feralpi 2-1, Juve Prosesto 3-0. Già San Giuliano che vince 1-0 sulla Pergolettese, 3-0 dall'Albino Leffe a Trieste, ragazzi, Triestina in bambola completa. Cerchiamo di non arretrare troppo, però siamo tutto nella nostra tre quarti praticamente adesso, con Benalwan che gestisce il pallone. In questo momento in zona retrocessione, adesso seguiamo l'azione del Novara. La palla sulla destra, Peli dietro ancora Ciancio, giudice cross, mette fuori Zeglia ancora uno. Devi scegliere bene. Bravo Longo qui, anzi si Pinzauti. Prende il fallo, bravo Pinzauti, che però serve per quello in questo utilissimo. Partita di sacrificio anche di Pinzauti, oltre che quella di giudice oggi. Partita da 6 l'ho visto di là cercare di uscire. Partita sporca ma fondamentale. Nei bassi fondi di classifica in questo momento. Piacenza. Zona retrocessione ci sono, ragazzi, Piacenza, Virtus Verona, Trento, Mantova e Triestina, cioè piazze importanti. Questo Povercelli, appena sopra l'Albino Leffe. Vabbè, a parte che l'Albino Leffe che oggi vince, tra l'altro, quindi. Sì, però sono tutti con una partita in meno. Sì, no, quello è vero, hai ragione anche tu, Beppe, giocano alle 5:30, però. Però sono tutte lì. Sì, che sono lì. Sono tutte lì comunque. Anche se vincono, rimangono lì, nella classifica. Anzi, rischi di tirare dentro il Vicenza, mica l'ultima degli arrivati. Infatti. Ecco, adesso che ha calato ovviamente molto la linea del pressing, adesso c'è il tentativo, niente di Ilari, però anche il Novara adesso ha rallentato. Galoppini addirittura dalla tre quarti, 80. C'è da soffrire in questi 5 minuti finali, con il Novara che ci prova e ci proverà.
Ciancio, palla dentro, Maldonado, bravo. Perché Ricci non la insegna? Ci prova Giudici, ma c'è calcio d'angolo. C'era lui lì. Perché non è andato? Ricci forse quello Giudici negativo, ovviamente ha dovuto andare il più forte possibile, ma non ce l'ha fatta. Calcio d'angolo, attenzione. Tutti bassi, quella difesa del Lecco. Angolo, messa toccata di testa, messa sull'altro lato dove Zambataro riparte, cerca di ripartire, bravo ancora, bravo, che se ne va, bravo Zamba. Poi rientra spazi ci sono, all'interno, spazi ci sono, bello il pallone per Pinzauti che ha qualche difficoltà fisica, ma riesce comunque a correre, andare, rallenta, sceglie di giocarsela. Beh, però un buon pallone per Giudici comunque che cerca la linea di fondo. Giudici, palla dentro, cerca la deviazione e la calcio d'angolo, dai ragazzi, si chiude, si piega sulle gambe, manca ancora non ce la fa più. Stanchissimi, Giudice e Pinzauti, veramente è stato un 1-2 tra due che non ne hanno più. Non c'è più cambio, il Lecco ha finito ancora, perché penso abbia finito le finestre? Perché non abbiamo fatte durante l'intervallo, no? Penso abbia finito le finestre. Bravo, 3. Però non vorrei mai. Parte la battuta dentro, c'era Ilari in mezzo da solo. Attenzione, bravo Zelia che ben posizionato. Vediamo anche a Fausto se si ricorda. Larga, Battistini. Sembra che siano state 3 finestre già, quindi forse hai ragione. Battistini, Zambataro, gran giocata, la conclusione alta. Conclusione che arriva direttamente ad Asti. Zambataro ha 10.000 polmoni, 100.000 energie proprio. E poi qui ha fatto una giocata. Sì, si è girato su se stesso, sul pallone, ha saltato il difensore, poi poteva avere forse il coraggio di andare a provare a infilarsi in area, anche perché lì a quel punto cerchi magari anche il rigore. Zambataro è impressionante, è scattato ancora prima, superando, ha lasciato sul posto un giocatore. Attenzione, la palla dentro per Buric che si gira, arriva Maldonado e poi non riesce Giudice a tenere palla in campo. Sì, no, Zambataro è forse l'unico che ne ha ancora. Qui ottima, comunque corso tantissimo anche lui. Ottima copertura di Maldonado in questo caso. Però anche lui adesso lo vedo un po' sulle ginocchia. Quello scatto di prima non puoi non sentire. Melgrati che calcio d'angolo per il Novara, urla alla sua difesa, falla da 1000 deviazioni, poi Giudici alza un campanile. Palla di Maldonado fuori, non c'è il VAR, quindi va. Attenzione ancora, un tentativo e Ricci stavolta fa una cosa giusta, bravo. Via. Si prende il fallo? No. Guardalini non fischia, se le stanno suonando. Guardalini non ha detto niente. Perché ha fischiato adesso? Il fallo allora, prima di dire che Enrici fa qualcosa di buono, me li aspettavo. Ma perché sai cosa? Ha cercato dopo nel contrasto e si è buttato a terra, ha cercato il fallo davanti a Guardalini non ha fischiato. No, minimamente non aveva intenzione di farlo. Di segnalarlo. Ma per piacere. Schiena di Longo, che è? Battistini. Girato di schiena Battistini con le braccia sul petto, figuriamoci. Sul tentativo di non ho visto bene chi. Angolo corto, porco cane, poteva rinviarla Enrici. E allora un corner corto per il Novara. Siamo quasi nell'89esimo minuto. Palla messa dentro, la palla rimane lì, riesce in qualche maniera a rilanciare Zambataro. Che va ancora. No, a rilanciarsi Zambataro. Che la conquista, Ilari. Dai! Longo da solo. È solo. Anticipato, chiuso. Doveva avere la lucidità di scaricarla al volo sulla sinistra. Destra. Longo lì, non ha ma Longo non è entrato ma non benissimo in partita. Dai. Dobbiamo cercare di tenere palla, non farci schiacciare. Dai, ci sono spazi, Lacti, non fategli gestire il pallone, che però qualche palla la riesce. Male per Lacti, palla fuori. No, Lacti comunque ha gestito male i palloni fra i piedi, ma però è stato importante. No, è stato importante nel comunque. Sì, ha intercettato un paio di bei palloni. Dai ragazzi. Siamo sulla tre quarti, Novara che gestisce con Ranieri, palla sulla destra, Ciancio in supporto, Maldonado su di lui, Giudici non si fa saltare, però riesce comunque a entrare Ciancio in area, poi trova il fallo di fondo, il Lecco no, calcio d'angolo, allora per il Novara ancora. È stato Enrici. Un minuto alla fine del tempo regolamentare. Si soffre. Melgrati che butta i suoi tutti lontano. Attenzione! Oh, mamma mia. Non ha avuto tempo di calciare la stoppata. È il numero 13 Carillo, poi Zambataro. Via. E poi il Lecco che riesce a uscire.
che cerca di tenere viva l'azione offensiva, sì, lo fa, Longo si lancia, no, ma perché devi fare così? C'aveva il pallone a portata e invece ha battuto l'avversario. Ma quanto dura sto 89esimo? Come fa a essere con 89? Comunque vabbè, stiamo per entrare in recupero. Penal One è fisso in attacco. Sì, attenzione. Palla rientro, deviazione nostra. Sì, si lamentano i giocatori del Novara. 90esimo. Dai, perdete un po' di tempo, lamentatevi con l'arbitro. L'hanno deviato. 6 di recupero, ve l'avevo detto che sarebbe stato un recupero molto molto robusto. Che non ci sta per niente. No, 6 soltanto. Un po' di sostituzione. 4 sì, ma 6 4, massimo 5, perché non ci sono state interruzioni. Non ci sono state 9 sostituzioni, ma poche interruzioni di gioco, anzi direi anche perché quando si sono fatti male i giocatori sono usciti quasi subito. Io direi che tra i 4 e i 5 6. Comunque giochiamoci poi ormai. Ilari, bello giocatore Lecco qui. Pinzauti. La palla bella, la deviazione. No, c'è di prima intenzione, non c'è deviazione fuori. Se avesse aperto lì a sinistra per 12 che tagliava. Peccato. Altra bella chance per il queste sono le occasioni. Abbiamo avuto le occasioni, in genere sono le occasioni per chiudere la partita, perché loro sono tutti in avanti, in 2 giocatori sei avanti, in contropiede. Tra l'altro Pinzauti è anche intelligente, bravo qui Enrici. Non fare la stupidata dopo che hai fatto una roba buona, ancora Enrici rischia. Buttala via. Intelligenza calcistica veramente appena sopra la sufficienza di Enrico, perché fai una cosa bellissima. Ha fatto un bel via su ciò che deve lavorare ancora molto da quel punto di vista lì, di saper fare la cosa giusta al momento giusto in campo, perché poi la marcatura è buona, è bravo sull'uomo, soffre un po' nell'1 contro 1 puntato in velocità, l'abbiamo visto in occasione ma sull'uomo è bravo. Intanto rimessa la tarea per i blucelesti. Dai ragazzi, 4 minuti adesso alla fine di questa partita, portare via 3 punti sarebbe fantastico, 10 punti sarebbero in 4 partite di Foschi e soprattutto sarebbe dai. No. Longo non riesce a tenere il pallone, Longo gli manca un po' quel mordente che hanno Zambataro, ma anche solo l'azione su cui ha toccato palla, ha fatto bene. Poi Maldonado esce in pressione su Galuppini che comunque allarga sulla destra, Ciancio guarda dentro il cross, mette fuori Battistini. Però la palla sparisce sempre dall'inquadratura, non si capisce niente. Non nel senso sparisce dal campo, sparisce dall'inquadratura, però magari siamo un po' indietro. Mago Silva. No, per fortuna che siamo indietro, per fortuna che lo stomaco leggero prima della partita, perché qua palla attenzione sulla sinistra, cerca la giocata. Il triangolo lungo che finisce il campo è finito, la linea di fondo sul lancio di Ranieri per Tavernelli. Tavernelli ha fatto un po' fatica a entrare perché partita ma poco servito anche. Ma soprattutto è andato sull'esterno mentre ha lasciato Buric centrale e non si sono un po' molto trovati. Che sei già ammonito, porco demonio, dai. 93 minuti sul cronometro, ne mancano 3 alla fine di questa partita. Lecco soffre, deve stringere i denti. Zambataro in telecamere. Fausto cerca il pallone, c'è un campanile, lo cercano. Il cavalletto delle telecamere di Leven non riusciva a tirare. Bello, recuperato. C'è fallo ancora di Ilari. Ma no, non era fallo. Guardaline. Ha fischiato un fallo a metà campo sul recupero di Ilari. Piedi dalle indicazioni, un po' fuori dalla sua area tecnica. Piede salva l'altro, come si diceva piccolo. Palla buttata dentro ancora Novara, siamo all'Ave Maria. Maldonado fallo che parte. Maldonado hai 2 allora parte. No, lo scatto, le gambettine piccole si correvano. Longo non riesce a dribbling, perde palla, poi però e poi fa un fallo stupido. È rimessa Lecco. No, è rimessa Lecco. Vabbè. Longo ha rischiato di fare. Sembra stanco Longo, non capisco come faccia. No, è entrato proprio a marce basse. E qui tra l'altro stava per guadagnare una rimessa laterale, ha tirato un pestone al difensore avversario. Pensavamo fallo, invece no, per fortuna rimessa Lecco. Longo va lì, deve tenerla. Stupiscici. Bravo Longo.
94esimo, fallo al limite del calcio d'angolo per il della bandierina, sarà un corner corto sulla parte sinistra. Longo che l'arbitro gli dice alzati. Longo si fa un po' male, sia che non si sia fatto davvero male o no, però no, gli ha dato il pestone. Il pestone lo prende, lui dai netto il fallo, ci sta anche stare a terra un pochino, fallo doppio tra l'altro. Allora doppio fallo. Sarà un calcio di punizione che assomiglia molto a un corner corto, manca un minuto e mezzo non per portare a casa questo risultato. Vogliono perdere tempo lì, fondamentale. infatti. Longo, vediamo se si piglia un altro fallo o l'angolo. Cos'è? Angolo. E allora sarà calcio d'angolo, dai. Tanto se ne sono andati secondi preziosi. Manca un minuto. 94-50, un minuto e 35 secondi se ne sono andati. Chiudiamo avanti, non diamo la possibilità. Continuano a giocare a tenere palla nell'angolo. Al Novara di imbastire le ultime azioni. Dai. Un minuto alla fine. Tenere palla, ragazzi, tenere palla. Sì. No, dai, te la sei portata fuori. Ma se la porta fuori qui ingenuo, chi è stato? È Longo. Se la porta fuori da solo. Adesso rinvio allora 95-20, attenzione. Sardo rinvia. Di testa, non ci arrivano i giocatori blucelesti, ci arriva Novara, si infila Peli dalla destra, Peli attaccato da Battistini, palla dentro, Zambataro salva. Dopo che Buric non è arrivato in area piccola, disturbato da Melgrati. E qui no, ascolta, la Catapale non può entrare in campo, scusa. Sì. Cioè adesso va bene tutto, però chi è rimasto a terra? Melgrati a terra. Sì, scusa. No, chiama l'intervento dei sanitari ed è un peccato perché mancavano 15 secondi, ma ne recupererà 30 adesso di sicuro. Come minimo. Ne recupera un minuto sicuramente abbondante. Beh, la palla in teoria è uscita che mancano 15 secondi alla fine, quindi non dovresti recuperare 15. Sappiamo che però ne recupererà un soprattutto perché la Catapale è entrato in campo, ben dentro il campo. Allora, Peli è entrato in area da destra. Sì. No? Ha messo il pallone che ha tagliato l'area piccola, Buric ha provato a lanciarsi verso il pallone, ha centrato invece Melgrati che era lì anche lui a tentare di intervenire sul pallone, palla sul secondo palo e Zambataro l'ha tolta delle grinfie non so di chi e l'ha messa in calcio d'angolo. Intanto Melgrati si è ripreso. In teoria si dovrebbe arrivare al 97esimo perché il momento del minuto è quello più o meno. E allora ultima occasione per il Novara. Stringi i denti, dai, Lecco. Mette fuori Maldonado. Vediamo se si gioca ancora. Maldonado scivola, gioca però Galuppini. Bello, Pinzauti interviene nettamente sul pallone e rinvia. Bene, Dai che qui è finita, dai che qui è finita, fischia. E allora? No, si palla dentro, campanile. Battistini, anzi Enrici che era giudici che rilancia, c'è Longo. E pugno il Piola, 2-1, vittoria. Che vittoria del Lecco, primo tempo fantastico, sontuoso di qualità, secondo di sofferenza. Sì, però strameritata perché sono stanchi anche loro. C'è stato quasi più il rischio che segnassimo il 3-1 nel finale che non il 2-1 loro. Sì. Vittoria pesantissima. Noi diamo il tempo anche a Matteo di fare qualche foto nel finale dal Piola, però insomma ragazzi facciamo allora così, prima giro con voi poi andiamo magari a concludere con Matteo. Una vittoria che vale 100, vale un cambio netto dell'andamento della stagione. Se fino adesso avevamo il cambio di allenatore, l'indecisione, la zona di processione, adesso dobbiamo puntare alle zone alte perché è un campionato come un po' altri abbiamo visto in cui non c'è un padrone. Cerchiamo di approfittarne, siamo un po' l'Atalanta, forse un po' esagerato l'Atalanta, però siamo una di quelle squadre che si trova l'Udinese che è lì, finché stai lì giocatela, assolutamente. Male che vada su tutti i punti che ti porti per il finale di campionato per salvarti tranquillamente. Beppe ti dà tanta, tra l'altro questa vittoria, fiducia per gli impegni che poi sono ravvicinati mercoledì subito e poi domenica prossima. Sì, la preoccupazione sarà perché la Juventus viene da un impegno non proprio difficile con la Pro Sesto e presumo che siano un po' più riposati rispetto a noi perché questa è stata una partita combattuta dal primo all'ultimo minuto, anche quelli del Novara sono usciti stanchissimi, stremati dalle immagini ed è una vittoria importantissima perché eravamo un po' tutti preoccupati
di questa trasferta con una squadra effettivamente molto forte, ed invece abbiamo, grazie a un primo tempo forse tra i più belli negli ultimi anni di questo Lecco, i giocatori sono riusciti poi di sofferenza a tenere palla. Alla fine, cioè, detto francamente, a parte la concessione del gol, non ho visto grandissime occasioni da parte del Novara, anzi, come ha detto Stefano, abbiamo rischiato più noi il terzo gol che effettivamente il pari il Novara. Questa è una vittoria importantissima per il viatico della stagione, e a questo punto resta d'obbligo, cioè, insistere. Battere il ferro finché caldo, allora, vediamo come se si diceva. Esattamente, vediamo se Fausto ci connette con Matteo Dal Piola per questo fantastico 2-1 del Lecco, che adesso rivediamo intanto qui in studio le immagini della ripresa. Gonzalez qui non le vediamo, taglia la difesa centralmente, poi va a concludere. No, guarda Enrici che si fa prendere fermo, impalato davanti alla... viene puntato, saltato come un birillino, perché si ferma, lui cerca il contrasto per e poi soprattutto Galli non era probabilmente ancora, no. non era più al massimo, perché... C'è Matteo, mi senti? Sì, allora, ti abbiamo dato un po' di tempo anche per completare poi il servizio fotografico a fine partita. Allora, vittoria pesantissima che può svoltare, diciamo, qua in studio una stagione. Sicuramente pesantissima, meritatissima, a parte che ho perso credo 15-25 anni di vita sull'ultima palla che Buric non ha agganciato, però per il resto sicuramente una giornata importante che sicuramente dà tanta autostima in una settimana, tutt'altro che semplice. Assolutamente, soprattutto con le due facce, primo tempo di grande qualità e secondo tempo sai anche soffrire, no? Dai anche questa dimostrazione quando è stato necessario. Certamente sì, e quella è la cosa più positiva di tutto, perché era chiaro che ci sarebbe stato una grande pressione nel Novara, che poi c'è stato soprattutto nel corso della ripresa, no? Però sicuramente ancora una volta oggi Battistini ha trascinato il reparto difensivo, perché credo che sia un'altra partita clamorosa da parte sua, come da parte di tutto il reparto, che però lui è veramente sembrato essere quello che nel momento di difficoltà ha suonato la carica ancora una volta. Anche perché poi, ricordiamolo, da lui parte con una fantastica sgroppata di 40 metri il gol del vantaggio del Lecco in primo tempo. Assolutamente. C'è quella ciliegina, quanto ve ne ricordate? Assolutamente. Grazie a Teo, ti lasciamo allora per le interviste nel dopo partita. Ci aggiorniamo la prossima mercoledì per la partita infrasettimanale. Torniamo in studio. Ciao Teo, buon rientro poi da Novara. Torniamo in studio, noi abbiamo già fatto il commento finale, allora non posso che salutare gli ospiti che mi hanno fatto compagnia in questa bella vittoria del Lecco. Beppe Mazzoleni. Beppe, alla prossima. Un saluto carissimo, buona serata a tutti. Anche con Stefano Menegatti ci ritroviamo poi probabilmente domenica prossima. Giusto? Ciao a tutti, buona settimana. Salutiamo anche Fausto River, lo ringraziamo in regia. Un saluto a tutti. Allora, un cordiale domenica sera da parte mia con questo bel Lecco che ci fa sognare. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it.